intelligenza artificiale, grazie, intelligenza artificiale, parleremo di blockchain e parleremo di Internet of Things e cyber security, quindi c'è ancora un bel po' di roba sul tavolo. Che altro posso dirvi? Intanto che aspettiamo ancora un paio di minuti perché ovviamente lo start era per le 10:15, quindi giustamente rispettiamo appunto l'orario prestabilito. Allora sì, per quanto riguarda soprattutto la blockchain, adesso rimettiamo il link, Maurizio, per quanto riguarderà la parte di blockchain, siccome ci sono un bel po' di concetti nuovi sul tavolo che la blockchain introduce, vi pregherei appunto e vi invito a fare domande se le cose non sono chiare, perché appunto è un argomento che presenta tanti aspetti nuovi che vanno capiti per capire l'argomento, quindi non vi preoccupate se dovete farmi domande, utilizzate la chat. Se vedete che non leggo, utilizzate anche i microfoni, insomma non siamo 500 persone, dovremo comunque riuscire a gestire e cercherò di rispondervi al volo a tutte le domande, dubbi, curiosità o qualsiasi cosa insomma non sia chiara. Va bene. Lo scopo ovviamente di quest'oggi, come dell'altra volta, ovviamente in 4 ore, non è di darvi le competenze per realizzare una blockchain da zero, ovviamente, o per programmare con l'intelligenza artificiale, però per conoscere queste tecnologie e capire se ha senso introdurle come strumento in quello che fate. Questo fondamentalmente, come dicevamo l'altra volta, tecnologie come strumento, sì, non partiamo con l'innovazione dalle tecnologie, sì anche questo, però se non conosciamo le tecnologie, se non sappiamo come applicarle, non potremo mai applicarle, giusto? Bene. Allora, siamo in quanti? 4, 6, 12, 13, ok. Teniamo ancora un paio di minutini e poi partiamo. Chiedo scusa che ammetto che ho la testa abbastanza sulla luna per via dei fatti che probabilmente avrete letto, insomma, diciamo che è una giornata un po' particolare, ma cercheremo, anzi cercherò e prometto di immergermi testa e cuore nell'argomento, anche se a me sarà una giornata che storicamente ricorderemo non per questo webinar, ma insomma dai, cerchiamo di pensare a noi, e scusatemi che sono un attimo sulla luna, ma ora ci riattiviamo, giusto Caterina? Assolutamente. Sono momenti che toccano un po' tutti, insomma, perché siamo nel 2022, ecco. Già, infatti. Bene, come faceva il mio formatore di Lego Serious Play, faceva così, si parte, ci si concentra in quello, si entra nel cuore e riprendiamo da dove abbiamo lasciato l'altra volta, quindi avevamo visto la parte di cloud computing, vado avanti velocemente su quello che abbiamo visto, quindi servizi cloud ci eravamo arrivati, dovevamo parlare dei containers, poi dei microservizi e dell'integrazione. Quindi vado avanti veloce. Avevamo visto tutti gli esempi di servizi cloud che insomma a cui potevamo accedere, abbiamo dato delle definizioni e abbiamo parlato di everything as a service, interface, platform, software as a service e abbiamo detto che appunto usufruire dei servizi cloud anzi i servizi cloud sono stati e sono ancora ovviamente uno dei motivi per cui uno degli enablers, diciamo, quindi una delle cose che attivano
tutto il mondo startup. Quindi il fatto che noi possiamo concentrarci a pensare a come servire al meglio i nostri clienti dal punto di vista startup, senza dover, come dicevamo l'altra volta, reinventare la ruota, senza dover pensare fondamentalmente a tutti i dettagli, perché possiamo attingere a questi fornitori di servizi che, in cloud, quindi con un sistema molto più agile, molto più scalabile, e possiamo concentrarci a come convogliare appunto questo valore verso i nostri clienti. Ok? Vi parlo del concetto di containers. Che cosa sono i containers? Allora, la complessità, vi leggo questa cosa: crisi, riproduzione e riutilizzazione. La complessità e la varietà degli ambienti presenti oggi rende impossibile prevedere se il codice funzionante in un sistema potrà essere funzionante, aspetta che ho trovato l'errore, ve lo sistema, potrà essere funzionante su un altro. Ok, funzionante su un altro. Che cosa significa questa cosa qua? Che uno dei problemi più grandi per chi fa software è praticamente prevedere su che piattaforma girerà questo software e prevedere tutte le possibili configurazioni hardware e tutte le integrazioni, eccetera, eccetera. E questo è un grosso limite, giusto, se devo installare per esempio un'applicazione. In questo senso è nato il concetto dei containers. I containers che cosa sono? Sono dei pacchetti di software, ok? Considerateli indipendenti. Quindi fondamentalmente appunto il container come parola ci aiuta a capire bene il funzionamento. Perché? Perché noi nel container ci buttiamo dentro merce diversa, giusto? Il container però ha un'interfaccia con la quale, un'interfaccia unica con la quale può essere messo su una nave da carico, può essere trasportato con gli stessi mezzi, eccetera, eccetera. Quindi il concetto è questo: mettiamo dentro diversi tipi di software indipendenti e semplicemente ci concentriamo sull'interfaccia, su come questo comunica input e output. Ok? Questo fondamentalmente è la base di tutte quelle che vengono chiamate app. Ok? Quindi le app che avete per il cellulare possono essere viste in buona sostanza come dei container. Quindi si interfacciano con un input e un output predefinito sui sistemi a cui sono destinate, e quello che succede all'interno poi, diciamo, diventa quasi irrilevante per il sistema su cui si interfacciano. Ok? Praticamente, per capire questo concetto, dobbiamo parlare un po' dell'interfaccia e dell'architettura modulare. Che cos'è l'architettura modulare? L'architettura modulare, diversa da quella monolitica, è composta da moduli, ok, che si interfacciano tramite un protocollo. Quindi il modulo fondamentalmente è quello che andiamo ad aggiungere e togliere. L'interfaccia è come scambia informazioni con la piattaforma o con insomma, il sistema dove è integrato, e il protocollo è proprio il linguaggio con il quale si capisce con la piattaforma o con gli altri moduli. Il concetto di black box invece che cosa significa? Black box in informatica è un concetto dove io ho una scatola all'interno della quale non so quello che avviene, so solo quello che lui mi chiede come input e quello che lui mi chiede come output, e in mezzo c'è una scatola nera che non mi interessa neanche sapere come funziona, so che dando determinati input e determinati output mi torna delle informazioni e funziona. Questo è stato un passaggio fondamentale per permettere lo sviluppo del cloud. Quindi capite che quando parliamo di applicazioni che devono funzionare, per esempio, su tutti i telefoni Android, ok, parliamo di containers che sono delle applicazioni, diciamo, indipendenti dal tipo di telefono, quasi indipendenti dal tipo di telefono, hanno un'interfaccia che dialoga col sistema operativo e al loro interno avvengono dei calcoli che danno dei risultati. Ok? Più di questo secondo me non vi serve sapere. Modelli serverless invece che cosa sono? Anche qua leggiamo come prima cosa una
Definizione. In un modello serverless il fornitore di cloud funge da server e si occupa della gestione delle risorse di ogni macchina che integra. Il vantaggio che comporta per il creatore del codice è che non deve preoccuparsi della sua scalabilità, infatti ora lavora su un'unità computazionale molto più piccola. Questo è quello che vi dicevo l'altra volta, fondamentalmente, dove io non devo occuparmi di avere la potenza di calcolo in casa, ma delego anche questa potenza di calcolo da chi mi noleggia fondamentalmente il servizio. Quindi io in casa posso mantenere dei, diciamo, computer, tra virgolette, molto più basici, e la potenza di calcolo è tutta delegata. Che cosa è stato il cambiamento fondamentale che ha permesso a questa evoluzione? Ovviamente la velocità delle connessioni internet. Ok? Noi in Italia siamo ancora abbastanza indietro come velocità di connessione rispetto al resto del mondo, e anche per problemi geografici, della verità, comunque siamo abbastanza limitati ancora. Chiaramente comunque la potenza di calcolo, scusate, la potenza di trasmissione dati è stata fondamentale, perché se io voglio delegare la potenza di calcolo bisogna che lo scambio dei dati avvenga in maniera velocissima, se non istantanea, giusto? Cloud Commons, anche qua vi leggo una definizione. Nel corso degli ultimi 20 anni, parallelamente ai progressi del software stack, abbiamo analizzato anche nelle sezioni precedenti, ok, sono stati fatti enormi passi nel campo del codice open source. Che cos'è il codice open source? Il codice open source è il codice aperto, dove il programmatore lascia a disposizione di tutti gli altri programmatori, di chiunque voglia leggerlo, il codice. Il codice open source ha diversi vantaggi, e ci sono diverse applicazioni open source famose, ma insomma, se la cosa vi interessa c'è un sito, ve lo metto su alternative.net, le alternative.net ve lo metto sulla chat, che è un sito che si occupa appunto, italiano, di fornire alternative open source ai codici, invece ai programmi chiusi. Questo ha permesso uno sviluppo abbastanza potente di vari tipi di software in cloud. È un esempio di social network di successo, che ha saputo tra l'altro organizzare un ecosistema dove appunto gli utenti comunicassero in maniera prolifica, è GitHub. GitHub è un social network a tutti gli effetti, dove programmatori si scambiavano codice open source. Praticamente i programmatori vanno su GitHub, fanno vedere quello che è il loro lavoro e danno la possibilità agli altri di entrare, contribuire, modificare, eccetera, eccetera. E vabbè, se vi interessa, tra l'altro, dal punto di vista social, sarebbe interessante capire qual è il motivo principale per cui GitHub è funzionato, e probabilmente ha a che fare con la reputazione che si mette in campo. Cioè, se io sono un programmatore e faccio una cosa molto bella, molto potente, ovviamente il mio status va su, ho più possibilità di lavorare, eccetera. Se io faccio un contributo stupido, probabilmente il mio status va giù, e quindi appunto è un sistema che incentiva a contribuzioni positive. Però insomma, questo, se vi interessa, GitHub, tra l'altro adesso è stata acquistata da Microsoft, e tanti stanno migrando su software simili, su piattaforme simili. Motivi per passare al cloud. Di nuovo, fermatemi, ci mancava la parte, diciamo, un pochino più tecnica sul cloud, quindi vabbè, comunque insomma l'abbiamo smarcata anche abbastanza agilmente. Motivi per passare al cloud sono i costanti aggiornamenti dell'hardware, sono esternalizzati, questo ve l'avevo già detto, quindi se devo cambiare un server con applicazioni cloud, non devo cambiarlo più così spesso, perché probabilmente lo dovrà fare chi mi fornisce il servizio. Ok, io gli pago un abbonamento. Come dicevamo l'altra volta a fine lezione, pro e contro di questa cosa qua, ovviamente, no? Elevati costi di installazione sono ridotti, quindi anche qua in fase di startup, per esempio, se io avessi dovuto fare una startup con sistemi tecnologici di un certo tipo 15 anni fa, avrei avuto
un bel po' di costi di installazione, costi di setup. In questo caso invece sono quasi tutti ridotti e soprattutto molto scalabili, quindi man mano che cresco aumentano, però è una cosa un po' più gestibile, soprattutto all'inizio. Viene eliminato il consumo di energia circa, ok? Non viene eliminato, viene spostato il consumo di energia, però è una cosa importante, soprattutto nella situazione in cui siamo adesso, tra l'altro. In Italia è chiaro che consumare più energia qua o consumarlo dove l'energia costa meno fa abbastanza la differenza. Ok? La curva di apprendimento di nuovo software, hardware diminuisce. Questa è un'altra cosa abbastanza interessante. Quasi tutti, soprattutto i software as a service forniti in cloud, hanno una curva dell'apprendimento molto più veloce rispetto ad anni fa. Questo è dovuto anche un po' al fatto dell'investimento della velocità delle alternative, nel senso che se un tempo le aziende investivano su un determinato software, lo facevano pesantemente, erano abbastanza, il termine inglese è committed, cioè erano abbastanza impegnate anche economicamente, quindi bisognava anche farlo andare sì o sì, quindi diciamo la curva dell'apprendimento, anche se era un po' più ripida, però installavo un determinato software, non so, il CAD di un determinato fornitore sui miei sistemi, poi lo faccio imparare per forza perché ho speso un tot di soldi. Invece in uno scenario competitivo dove le aziende possono scegliere tra questo e quell'altro software, vince anche chi fa il software più facile da imparare. Ok, stessa cosa a livello hardware, vince chi fa gli hardware più integrati. Altra cosa, il cloud permette alle aziende di concorrere in condizioni di parità poiché utilizzano il cloud per le proprie operazioni. Quindi fondamentalmente da questo punto di vista, dal punto di vista tecnologico, se io domani aprissi una startup avrei gli stessi strumenti che usa Google. Potrei utilizzare per esempio per la comunicazione interna Slack, che è lo stesso software che usa Google. Quindi effettivamente su questi strumenti diciamo le barriere di ingresso vengono abbassate di un bel po'. Ok? Qui poi vediamo anche l'evoluzione dal punto di vista dell'infrastruttura, dove avevamo il centro dei dati che veniva consegnato in mesi e doveva durare anni, poi siamo passati alle macchine virtuali che venivano consegnate in minuti e dovevano durare appunto settimane, poi container e poi modelli serverless che ci danno risposte in millisecondi, facciamo delle query, ci danno delle domande, facciamo delle risposte, ci danno, scusatemi, delle risposte in millisecondi, appunto, ci servono per il tempo che ci servono. Concetto di A/B testing molto velocemente è collegato allo sviluppo di vari software cloud, quasi insomma parte di software cloud anche di interfacce varie, ed è una cosa che potrebbe tornarvi utile perché fondamentalmente come faccio, anzi aspetta che capisco come spiegarvelo in maniera efficace. Ok, vedete queste due figure che abbiamo davanti, no? Sono completamente identiche. Una ha un quadratino celeste verdino, quell'altra invece ce l'ha azzurro. Come faccio a sapere quale è più efficace? Allora, l'A/B testing è un sistema per vedere appunto al mutare di una caratteristica quale è più efficace. In questo caso hanno dato le due versioni, ok, quella celeste e quella azzurrina, scusate, quella celeste, i due tipi di blu, potevano metterne una gialla e una rossa che era più facile spiegare. I due tipi di blu, 50% delle persone vedono una, 50% delle persone vedono l'altra. Mi chiedo qual è la domanda a cui devo rispondere, in questo caso diciamo conversion, quindi quante persone cliccano su quella pubblicità, semplicemente vedo qual è quella dove le persone cliccano di più, in questo caso questa azzurra a destra, che ha il 36%, e mantengo questa. Questo è il sistema con cui vengono sviluppate e con cui si evolvono le interfacce di quasi tutte le applicazioni che avete di fronte a voi. Questo è il motivo per cui se voi aprite il vostro Facebook, il Facebook di un vostro amico o qualsiasi altra applicazione, potrebbero essere leggermente differenti, perché potreste essere capitati su un
su un set di A/B testing diverso. Quindi fondamentalmente quando ho dei dubbi, invece di chiedermi secondo me funziona meglio questo, secondo me funziona meglio quell'altro, per fare A/B testing mi chiedo qual è la cosa che sto misurando, in questo caso le conversioni, ok? E cambio una sola caratteristica, ok? Questo è importante. Perché? Perché se io avessi cambiato, non so, avessi fatto azzurro e tondo contro verdino e quadrato, ho questi risultati, ma è perché è tondo o è perché è azzurro? Non lo posso sapere, quindi dovrei cancellare verdino e quadrato e dovrei tenere azzurro e tondo, ma magari quadrato funzionava di più. Quindi in questo caso, visto che i test sono quasi gratuiti e sono praticamente immediati, no? Perché basta lanciare un aggiornamento dell'applicazione su tot utenti, si va con una caratteristica alla volta, altrimenti non so che cosa ha vinto fondamentalmente, ok? E in questo modo qua, immaginatevi un mega tabellone del tennis che si aggiorna in continuo, dove faccio sempre degli scontri diretti e tolgo una roba, faccio andare avanti l'altra. Poi, invece di testare il colore, testo, che ne so, la scritta sotto, bon, faccio di nuovo test A contro test B, vedo quale vince e vado avanti, eccetera, eccetera. Questo è un ottimo modo per testare le caratteristiche soprattutto delle interfacce. Anche qua, questo ovviamente non lo possiamo, noi non è che possiamo utilizzare l'A/B testing con la produzione di un'autovettura, di una Fiat Punto, perché non posso testare questo volante o l'altro e poi ritirare tutte le macchine con un volante e mandare avanti quelle con l'altro, ovviamente. Però nel software questo è possibile perché è praticamente a costo zero. Ok? Tutto chiaro finora? Sì? Chiarissimo. Buon, perfetto. Allora, esco, mi blocco un attimo, vado su questa tematica qua. Vi ho preso le slide semplificate perché altrimenti avevamo ok, avevamo quelle da 4 ore, diciamo che avrei dovuto fare una corsa un po' troppo di corsa. E parliamo di blockchain, ok? Entriamo nell'argomento blockchain. Argomento molto, 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 molto attuale. Vedrete che sarà molto attuale anche con la crisi in corso, purtroppo. Ha a che fare anche con le sanzioni, lo vedrete, ma insomma adesso lo capiremo meglio. Però prima di tutto una cosa molto importante. Nel webinar non vi darò consigli finanziari, ok? Non venite a chiamarmi Riccardo, guarda che questa è andata su, è andata giù e tu mi hai detto che no, io vi spiego la tecnologia. Se voi volete mettere tutti i vostri fondi su qualcosa o se voi volete fare qualsiasi tipo di investimento, sono affari vostri, ok? Non parliamo di consigli finanziari, non stiamo parlando di cryptocurrency, stiamo parlando di blockchain. Adesso capirete la differenza. Boh. Ora che siamo d'accordo su questa cosa qua, quindi ora che mi avete deresponsabilizzato, anzi mi sono autoderesponsabilizzato, possiamo parlare di blockchain. E per parlare di blockchain è necessario introdurre l'argomento con il problema delle informazioni fondamentalmente, perché la blockchain risolve dei problemi relativi alle informazioni e addirittura sarebbe anche da fare un piccolo un preambolo filosofico riguardo al denaro, al ruolo del denaro e come il denaro in realtà è un mezzo di informazioni, di passare le informazioni. Però mi fermo un pochino prima, ma sarebbe il caso di farlo comunque perché quando parliamo di appunto determinati concetti è bene capire perché sono nati questi concetti. Per quanto riguarda le informazioni invece, come siamo arrivati ad oggi? Allora, il primo, diciamo, grosso cambiamento dal punto di vista di come si passano le informazioni è stato introdotto all'Università di Bologna che nell'undicesimo secolo, spero di non avervi detto una cavolata, ma dovrebbe essere l'undicesimo secolo, è stata la prima università del mondo dove fondamentalmente si è introdotto un sistema universitario dove c'è un relatore che parla e passa delle informazioni. Facciamo un saltino così di qualche centinaio di anni nel 1978, se non sbaglio, sì, quando Tim Berners-Lee inventa la funzione get.
e con questo inventa internet. Praticamente con la funzione get lui riesce da un computer a prendere una informazione che è presente su un altro computer. Questo fondamentalmente decreta la nascita di internet. Internet che rimane una tecnologia, diciamo, abbastanza di nicchia fino al 95, quando è stato introdotto, quando il browser si è diffuso ed è diventata quella che si chiama la prima killer app, ok? Quindi la prima applicazione che effettivamente pone una differenza tra un prima e un dopo, ok? È un'applicazione che hanno fondamentalmente tutti hanno cominciato ad avere. E con questo, col browser, si è parlato del web 1, quindi del web statico, dove io vado a vedere delle informazioni, ma non interagisco con queste informazioni. Si è poi passato al web 2.0, che è caratterizzato dalle applicazioni che girano online, quindi da effettivamente applicativi con la diffusione del Java soprattutto, che possono interfacciarsi, a cui gli utenti possono interfacciarsi e possono non solo accedere a delle informazioni, ma possono anche andare a leggere e scrivere, per esempio questo ha decretato la nascita di Airbnb, eccetera. Poi ora insomma, io qua vi metto web 3.0, adesso quando si sente parlare di web 3 si parla di un'altra cosa in realtà, quindi insomma è un problema di nomi che usiamo, ma permettetemelo. Web 3.0 è nato con il mobile fondamentalmente, con i dispositivi mobili e con Internet of Things, ed è nato nel 2007 quando Steve Jobs ha presentato l'iPhone, che adesso sappiamo insomma che rivoluzione è stata. Ci siamo messi tutti quanti internet in tasca in realtà con l'iPhone 3 se non sbaglio, che aveva la schedina SIM, e comunque anche l'iPhone 1 era un oggetto che ha segnato, scusate, la svolta riguardante Internet of Things, perché ci siamo messi in tasca una valanga di sensori, GPS, giroscopi, bla bla bla, e quindi questo ha permesso un flusso di dati mai visto prima. Per arrivare poi al web 4.0, che tanti dicono, insomma, descrivono come web 3.0, ma di nuovo permettetemi questa differenziazione, dove i problemi da risolvere sono la sicurezza, la privacy e la verità. Problemini da niente, no? Robette così che con uno scocchio possiamo risolvere. Ecco, su questo, in questi problemi risponde la blockchain. A questi problemi risponde la blockchain. Ok? La blockchain è nata per risolvere problemi di sicurezza, di privacy e di verità. Ok? Ma perché? Allora, ora metto un attimo in pausa la registrazione prima di far partire il video. Anzi no, lasciamo andare. Tanto un video su YouTube, quindi. Ora, piccolo spoiler, quindi questo è uno spoiler. Non so se avete visto il film La grande scommessa, se no vedetelo. Se non l'avete visto, allora spoiler fino a un certo punto perché è una storia vera, quindi insomma no, è come se vi spoilerassi la passione di Cristo, insomma sappiamo come è andata a finire. Però ecco, perdonatemi se proprio non volete partecipare a questo spoiler, mettete in muto per 2 minuti, ma è fondamentale per capire perché siamo arrivati fin qua. Che cosa significa blockchain in italiano? È catena di blocchi, ma in realtà non viene tradotto. Comunque dopo lo spieghiamo nel profondo, Elisabetta. Mark, ci sei? Mark. Paulson e Bernanke hanno appena lasciato la Casa Bianca. Interverranno con un salvataggio. Beh, era necessario. No? O il mercato della carta commerciale sapevano. sarebbe crollato, i bancomat non avrebbero più dato contanti, dovevano intervenire. Lo sapevano che i contribuenti li avrebbero salvati, non erano stupidi. E che se ne fregavano. Sì, perché sono dei ladri di merda. Ma alcuni almeno finiranno in galera. Vero? Dovranno smembrare le banche. La festa è finita. Non lo so, Vinny. Ho la sensazione
Che fra qualche anno le persone diranno quello che dicono sempre ogni volta che l'economia crolla. Daranno tutta la colpa agli immigrati e alla povera gente. Ma Mark si sbagliava. Negli anni successivi centinaia di banchieri e dirigenti di agenzie di rating sono finiti in galera. La SEC fu completamente ristrutturata e il Congresso non poté fare altro che smembrare le grandi banche, regolamentare il settore ipotecario e dei derivati. Scherzavo. Le banche presero i soldi degli americani e li usarono per accaparrarsi ricchi bonus e far pressione sul Congresso affinché stroncasse le grandi riforme. Poi incolparono gli immigrati e la povera gente, questa volta persino gli insegnanti. E alla fine dei giochi, solamente un banchiere è finito in galera. Quel povero coglione di Karim Serageldin di Credit Suisse. Aveva nascosto qualche miliardo di perdite, cosa che le grandi banche facevano in una giornata buona durante la crisi. Allora, questa è una delle scene finali di della Grande Scommessa, che è un film che vi straconsiglio perché è fondamentale per capire la crisi del 2008. La crisi del 2007-2008 è quella che ha portato alla nascita della blockchain. Quindi la blockchain è nata... Aspetta che vado avanti. Okay. La blockchain è nata con Bitcoin. E perché è nato Bitcoin? Bitcoin è nato in risposta alla crisi della fiducia che c'è stata nel 2008. Adesso non voglio, non è un webinar sul marxismo applicato, attenzione, però ognuno si può fare le proprie idee, però la crisi del 2008 è nata da un problema di istituti centralizzati che non hanno assolto al loro dovere di controllo e fondamentalmente hanno portato a un dramma che oramai conosciamo. In quello è nato Bitcoin. Come è nato Bitcoin? Con un paper, quindi con una pubblicazione di Satoshi Nakamoto, che non è una persona, o è insomma, è uno pseudonimo di una persona o di un gruppo di programmatori che ancora non si sa chi siano. Recentemente ho letto che c'erano delle prove che fossero italiani, insomma, non lo so. Ancora... Ci arriviamo, Sara, ci arriviamo a spiegare che cosa significa blockchain. Bitcoin è la prima applicazione della blockchain introdotta nel paper di Satoshi Nakamoto. Quindi Bitcoin è questo sistema di pagamento, ma è un sistema per gestire appunto i flussi finanziari che è nato in risposta a quello che è successo nel 2008. Ok? Fondamentalmente hanno visto i problemi che c'erano nella crisi del 2008, hanno introdotto Bitcoin. Bitcoin ha queste caratteristiche: è decentralizzato, quindi fondamentalmente non c'è un potere centrale che può decidere le sorti della moneta Bitcoin, ma ci sono tanti blocchi in giro per il mondo che contribuiscono, ok? Avviene la disintermediazione, quindi io per trasferire dei fondi da me a Sara non ho bisogno di nessuna banca che mi dia l'ok, posso farlo in totale autonomia perché la rete è fondamentalmente la blockchain, che dopo vi spiego, dopo capirete bene che cos'è la blockchain, mi dà il permesso di farlo fondamentalmente in maniera automatica. Tutte le transazioni di Bitcoin sono completamente tracciabili, sono aperte a tutti possono vedere tutte le transazioni, ok? Quindi diciamo è scusatemi, è la rete di pagamenti più trasparente che potete immaginare. Ogni tanto si fa confusione con pagamenti anonimi, diciamo l'anonimato su Bitcoin, in realtà si parla di pseudo-anonimato, ok? Dopo vi spiego bene perché. No double spending significa che fondamentalmente è stato risolto a livello matematico anche il fatto che io non posso spendere lo stesso euro, lo stesso Bitcoin due volte. È immutabile, quindi nessuno può andare a inserire delle transazioni ieri, ok? Delle transazioni fittizie, eccetera, eccetera. È impossibile questa cosa qua. È programmabile, quindi io posso programmare delle transazioni future, è completamente trasparente, vi dicevo prima, e ha reintrodotto un concetto di scarsità. Qui, ecco, che sia una cosa buona o no, lo decidete voi, però il sistema di scarsità c'era fino al 1976, quando il sistema economico monetario internazionale era basato su un sistema aureo, quindi la Federal Reserve aveva tot oro per ogni dollaro che mandava in giro, dopo ci si è scollegati dal sistema aureo
adesso c'è un sistema basato sul dollaro, qual è il problema in questo sistema? Che ovviamente i governi centrali possono immettere liquidità, diciamo, abbastanza in maniera autonoma. Questo ha dei pro, però ha anche dei contro. Per esempio, uno dei contro che stiamo vedendo in questo momento è l'inflazione, che tutta la quantità di denaro introdotta durante la pandemia ha provocato. Di nuovo, non vi sto dicendo che non bisognava introdurre liquidità o no, però questo è uno dei problemi. Dietro Bitcoin c'era la blockchain, cioè la cosa rivoluzionaria è stata non solo Bitcoin, ma è stata la tecnologia che ha permesso a Bitcoin di esistere. Quindi Bitcoin è importante perché è stata la prima applicazione della blockchain. E che cos'è la blockchain? Allora, per parlare di blockchain, quindi la blockchain sono dei registri decentralizzati. È una catena di blocchi, ok? Quindi significa catena di blocchi in italiano, che vengono distribuiti su computer in giro per il mondo, ok? E che sono uguali. È un po' come se io, Elisabetta, Sara, Giuseppe, eccetera, eccetera, avessimo tutti uno stesso registro che si aggiorna in maniera automatica, immutabile, ok? È diffuso sui nostri computer, considerato una cosa del genere diffusa su computer di tutto il mondo. Di nuovo vi prego di farmi domande se le cose non vi sono chiare, perché adesso parleremo di un po' di concetti nuovi. Per capire che cos'è un registro decentralizzato dobbiamo capire che cos'è un registro centralizzato, quali sono e quali problemi hanno. In questo caso vi faccio l'esempio di Facebook, che si basa su un server centrale, uno o più server centrali, insomma. Che problemi ha il fatto di basarsi su un server centrale? Beh, per esempio c'è il single point of failure, cioè questo ce ne siamo accorti un po' di mesi fa. Vi ricordate quando Facebook è andato giù, è andato in down insieme a WhatsApp, insieme a Instagram, eccetera? Allora, per me questa era, cioè, insomma, io ero parzialmente toccato da questa cosa qua, perché su Facebook sì, mi interessa, ho il mio Instagram, però se sto 2 giorni senza non mi succede niente. Però provate a immaginare, per esempio, chi su Facebook vende, o insomma chi basa la propria attività su Facebook, si è reso conto probabilmente che la propria attività dipende da qualcun altro, e questo qualcun altro, essendo server centrali, possono fallire, possono avere un momento di down dove non sono disponibili, eccetera, eccetera, e in quei casi ovviamente tutto il servizio va giù. Questo vale per Facebook, ma attenzione che noi su server centrali gestiamo anche altre cose, per esempio, non so, il server dell'INPS è un server centralizzato, se va giù, ok? E c'è il rischio di perdere tutte le informazioni. Oltre a questo c'è il rischio di subire degli hack, degli attacchi ai server centralizzati, ok? Sono molto più potenti. I registri decentralizzati o Distributed Ledger Technology, che è quello su cui si basa il blockchain, non hanno il problema del single point of failure. Perché? Perché se io, Sara e Elisabetta abbiamo tutti e tre le stesse informazioni e io queste informazioni le perdo, Sara e Elisabetta avranno comunque di nuovo le stesse informazioni. Ok? Quindi la blockchain dovete immaginarla come una rete di computer, ok? Che sono in giro per il mondo e che hanno dei registri, ok? Delle informazioni che si aggiornano in maniera automatica e continua, e che con un sistema molto elegante dal punto di vista informatico e molto difficile, difatti questa è stata la grande rivoluzione del paper di Bitcoin, praticamente si assicurano di avere lo stesso registro. Ok? Non vado in profondità di come avviene questo, perché è piuttosto complicato e per il tempo che abbiamo a disposizione sarebbe impossibile spiegarvelo in maniera esaustiva. Però se la cosa vi interessa, sappiate che il problema che la blockchain risolve è un problema matematico storico che si chiama problema dei generali bizantini. Ve lo scrivo: problema dei generali bizantini. Se vi interessa capire proprio dal punto di vista matematico come funziona, potete approfondire questo. Non lo facciamo adesso, ma sappiate che è una cosa assolutamente non banale. Ok? Più o meno, Sara, Elisabetta, adesso più o meno stiamo capendo un pochino di più che cos'è la blockchain, che cosa vuol dire, ok? Bon.
Quindi la blockchain è una catena di blocchi concatenati uno con l'altro, ognuno dei quali è chiuso a chiave si chiama hash, e la chiave viene inserita nel blocco successivo. Quindi aggiungiamo una parte, non solo a una lista di informazioni, ma questa lista di informazioni è fatta a blocchi, ok? Queste informazioni vengono messe in un blocco. Quando, per esempio, mettiamo un'informazione, un'altra informazione, poi ne mettiamo, non so, 100, queste 100 formano un blocco. A quel punto i computer in giro per il mondo si mettono d'accordo con un sistema per accettare questo nuovo blocco e aggiungerlo alla catena. Una volta aggiunto alla catena, si legano questi blocchi con questo sistema di chiusura che si chiama hash, che è un sistema di crittografia, e una volta chiusi non possono più essere tolti dalla catena, ok? Da chi sono controllati? Non sono controllati da nessuna persona, vengono controllati da un sistema di crittografia e da un sistema di regole matematiche e informatiche. Quindi non esistono delle persone che decidono che blocchi mettere, ma fondamentalmente questo è quello che si chiama mining, un sistema di computer risolve degli algoritmi matematici e questi algoritmi matematici, quando risolti, aggiungono il blocco alla catena. Di nuovo, non riesco ad andare a fondo in questo momento e spiegarti di più di questa cosa qua, però non c'è nessuno che controlla, non ci sono persone che controllano i blocchi, non ci sono persone che decidono che cosa inserire, è un algoritmo matematico automatizzato, ok? Bene, dimmi se sono stato sufficientemente chiaro. Ok, grazie. Che cosa viene registrato nella blockchain? Quindi transazioni fondamentalmente, che possono essere con valore o senza valore. Con valore significa se io mando un Bitcoin a Sara, questa è una transazione con valore. Quindi quello che viene registrato è che Riccardo ha inviato un Bitcoin a Sara. Altrimenti io posso registrare delle transazioni senza valore dove io sulla blockchain posso dire, non so, Sara è una bella persona. Tac, questa è una transazione senza valore, viene registrata sulla blockchain. E che senso ha usare la blockchain per questa cosa? Che fondamentalmente Sara potrà dimostrare a tutti quanti che Riccardo ha detto che è una bella persona il giorno 24 alle 10:55 e Riccardo non potrà ripudiare questa sua affermazione alle 10:55. Ve l'ho spiegata con una banalità, però attenzione, per esempio io posso mettere un brevetto sulla blockchain, posso registrare un brevetto e quel brevetto nessuno può dire che io non l'abbia registrato a quell'ora, ma se era un brevetto che non mio, che io non potevo registrare, io non potrò neanche ripudiare il fatto che io ho provato a registrarlo e quindi pagarne, tra virgolette, le conseguenze. Ok? Ecco, il sistema hash, vado via proprio velocissimo, il sistema hash è il sistema con cui chiudiamo la blockchain. È quello che vi dicevo. Nel blocco 1 viene con un algoritmo matematico, praticamente viene inserita una chiave. Per inserire il blocco 2 devo trovare questa chiave. Questo è un problema matematico che diventa sempre più complesso con Bitcoin. E questo è il motivo per cui Bitcoin in particolare, non tutte le blockchain, attenzione, Bitcoin consuma molta energia. Ok? Anche qua il sistema hash è interessante perché nella blockchain non vado a salvare, cioè in questo registro di informazioni non vado a salvare un'immagine, perché salvare un'immagine è una serie di dati enormemente grandi che costerebbe un sacco di soldi fondamentalmente. Questa transazione sarebbe molto costosa. Quindi cosa posso fare per andare a registrare, per esempio, non so, un brevetto sulla blockchain, che è un PDF? Prendo questo file, lo riduco con questa funzione che si chiama SH, ok? E mi trovo una, come si chiama? Un'impronta digitale. Potete vederla come un'impronta digitale. Aspetta che vedo anche c'è una domanda. Perfetto. Mi trovo questa impronta digitale di questo file e vediamo se ho la slide successiva. Sì, questa. Questa impronta digitale funziona in questo modo. Posso prendere fragole, banane, arance, li metto in questa funzione e ho come output il mio succo di frutta. Questo succo di frutta è unico e dipende da che fragola, arancia e banana ci ho messo, no? Dalla quantità, eccetera, eccetera. E quindi questa impronta digitale,
corrisponde uno a uno con il file. Quindi io posso fondamentalmente andare a registrare l'impronta digitale sulla blockchain e poi per provare che è quel file faccio vedere che l'impronta digitale di quel file è esattamente identica a quella della blockchain. Non posso però tornare indietro. Che cosa significa? Che se io ho il succo di frutta non posso riconvertirlo in banane, fragole, arance. Quindi se qualcuno vede quell'impronta digitale non potrà mai sapere che tipo di file è. Ok? Può solo fare una verifica se è quel file e ovviamente funzionerà solo se è veramente quel file che ho registrato io. Ok? Di nuovo, anche questo abbastanza interessante. Non vado a salvare immagini sulla blockchain, ma... e questo più o meno è la frequenza di, adesso arrivo a Elisabetta, questa più o meno è la frequenza di aggiornamento dei blocchi. Qua potete vedere che diverse blockchain, quindi non esiste una blockchain, esistono tante blockchain. Qui ve ne ho messe alcune, vedete che hanno una frequenza di aggiunta dei blocchi diversa. Che cosa significa? Che se io mando un Bitcoin a Elisabetta, Elisabetta non lo riceve prima che prima che la mia transazione non venga registrata, e questo richiede del tempo. Bitcoin richiede 10 minuti ed è una delle blockchain più lente. Vedete che ci sono altre blockchain, per esempio Ripple è nata, o Litecoin sono nate apposta per gestire i pagamenti, perché come potete vedere cioè io non posso pensare di andare al bar, pagare un caffè col Bitcoin e star là 10 minuti a aspettare che arrivi la transazione al barista, giusto? A parte che c'è un problema anche di costi per gestire questa cosa qua. Quindi per risolvere questa cosa sono nate altri tipi di blockchain. Allora, le blockchain vengono già utilizzate o è qualcosa di teorico? No, vengono assolutamente già utilizzate. Bitcoin è già un'applicazione della blockchain, ma ce ne sono moltissime, è assolutamente già in campo dal 2008. Ok? Dopo vi faccio anche degli altri esempi, comunque sono già strautilizzate. E vi dicevo la funzione hash, funzione SH per trovare l'hash, è deterministico, quindi a un file corrisponde solo un hash, è unidirezionale, quindi dal file trovo l'hash ma non viceversa, ed è resistente a collisioni, significa che due file diversi hanno due hash diversi. Questo ve lo lascio, voi potete cliccare su questo link, questo è un link, andate su questo sito, è un sito di un avvocato, non chiedetemi perché questo avvocato c'aveva il calcolo, però insomma, funziona quindi. E voi potete fare un file di testo molto semplice, gli scrivete ciao sono Riccardo con tutto minuscolo, trovate l'hash. Poi cambiate il file, mettete, non so, 2 lettere maiuscole, ciao in maiuscolo, Riccardo in maiuscolo, vedete che l'hash è diverso. Tornate al file iniziale, quindi riscrivete il file con ciao sono Riccardo tutto in minuscolo e potete trovare che l'hash è uguale, ok? Potete fare questa prova e potete calcolarvi l'hash di qualsiasi tipo di documento. Chiaro? Fatemi domande se ci siamo. Quindi a cosa serve la blockchain? La blockchain serve a 3 cose fondamentalmente. Punto primo, trasferire valore, ok? Quindi se io voglio dare dei soldi a Sara, lo posso fare tramite la blockchain. Punto secondo, anche a conservare valore. In questo momento la blockchain è più usata a conservare valore più che a trasferirlo. Ok? Però dopo ci arriviamo. Punto secondo, è nata tutta un'economia che si chiama tokenomics, che è una nuova economia che si basava sia su un sistema, passatemi questa semplificazione, alternativo alla borsa, ok? Con cui le aziende potevano finanziarsi, soprattutto le aziende di blockchain, sia tutto quello che a cui stiamo assistendo relativo agli NFT. Dopo parliamo anche di NFT, ok? E poi a notarizzare, quindi a notarizzare, proprio la parola giusta, a salvare sulla blockchain, a registrare delle cose che avvengono, ok? Per esempio il catasto potrebbe essere trasferito sin da subito sulla blockchain. Prima roba, trasferire valore. Allora, come funzionava il trasferimento di valore prima della blockchain? Come funziona tuttora, onestamente. Voglio mandare dei soldi ad Antonio, allora Riccardo chiama la banca verifica che Riccardo abbia i soldi, poi fa una transazione e trasferisce il valore e lo mette sul conto corrente di Antonio, ok?
Riccardo per fare questa cosa qua deve pagare una commissione alla banca e deve dipendere dalla banca, perché se la banca decide che Riccardo non può trasferire i soldi, Riccardo non trasferirà i soldi. Attenzione, che sembrano cose molto distanti da noi, però io quando facevo questi esempi di solito parlavo del dittatore che a un certo punto l'oppositore politico vuole mandarlo fuori dalle scatole e gli blocca il conto corrente. Attenzione che stiamo vedendo questa cosa, per esempio, purtroppo adesso in Ucraina hanno limitato i prelievi dalla banca a 3.000 euro e questo è una limitazione della libertà personale, ovviamente c'è un motivo, però un'altra cosa che abbiamo visto nelle ultime settimane, non so se avete seguito il caso del Canada, dove c'è stata una forte protesta dei camionisti ad Ottawa che aveva bloccato il paese e il governo in risposta ha fatto una legge con cui poteva bloccare i conti correnti dei propri cittadini. Attenzione che è una cosa abbastanza importante e tosta, insomma. Poi non entro nel merito politico, ovviamente, però potrebbero esserci dei problemi. Con la blockchain eliminiamo il sistema centralizzato delle banche, perché posso trasferire i soldi permissionless, quindi senza chiedere il permesso a nessuno, ok? Se ho i fondi sulla blockchain, la blockchain mi permette di trasferire questi fondi da un account a un altro, ok? Da un wallet a un altro. Trustless, quindi la persona che riceve i soldi da me non ha bisogno di doversi fidare di me, non ha bisogno di doversi fidare di nessuno, perché il sistema di fiducia viene automatizzato dalla blockchain che verifica che io abbia i fondi e in maniera completamente sicura trasferisce i fondi nell'altro wallet, ok? Ed è ovviamente censorship resistant perché non esiste governo al mondo che possa bloccare i trasferimenti blockchain. È impossibile. Difatti, un'altra cosa che mi ha lasciato un po' di stucco è che il governo canadese voleva bloccare anche gli account Bitcoin, che è una cosa, gli account delle cripto, che è una cosa impossibile. Dopo vi spiego perché. Ok? Quindi questa è la prima roba, trasferire valore. Ok? Bene. Come vi dicevo, anche immagazzinare valore, perché se io appunto acquisto dei bitcoin e me li tengo nel mio wallet è un modo di immagazzinare il valore. Ovviamente ci sono dei rischi perché ci sono delle fluttuazioni di questo valore, bla bla bla. Ricordatevi che è verissimo, non è che tenere euro o tenere dollari non presenta rischi, attenzione, i soldi che io ho in banca in euro in questo momento sono soggetti a un rischio gigante che si chiama inflazione, ok? Quindi non è che dall'altra parte non ci siano rischi. L'importante è conoscere i rischi e sapere quali sono. Punto secondo, tokenomics. Tokenomics, come vi dicevo prima, ci sono due tipi di token, due tipi di gettoni che girano sulla blockchain. Quindi Bitcoin era il token della blockchain Bitcoin, ok? In questo caso Ethereum è il token della blockchain, Ether è il token della blockchain Ethereum. Che cosa sono i token? Allora, sono di due tipi. Sono dei gettoni che quindi rappresentano un valore che possono essere scambiati sia fungible che non fungible. Questi sono i due standard tipici del fungible e non fungible. Cosa significa? Se io do 10 euro a Sara di carta, 10 euro banconote a Sara di carta, a Sara gliene frega qualcosa che siano i miei 10 euro o 10 euro, una banconota vale l'altra? Ovviamente una banconota vale l'altra perché ogni banconota ha lo stesso valore. Questi sono i token fungible, ok? Quindi se io vi mando un Bitcoin, voi siete comunque felici perché sapete che più o meno vi sto mandando 30.000 dollari, vabbè. Comunque il mio Bitcoin è uguale a tutti gli altri Bitcoin, ok? Se invece voglio vendere la mia autovettura, la mia Golf a Maurizio, ok? A Maurizio interessa che sia la mia Golf oppure gli va bene una qualsiasi Golf? Chiaramente ha bisogno di sapere che sia la mia Golf con quei chilometri di quell'anno, con quegli optional, quello stato di usura, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? Quindi in questo caso, se io avessi bisogno di un qualcosa che rappresenti la mia Golf in maniera digitale e che quindi possa vendere a Maurizio e Maurizio esibendo quella cosa può
dire che la Golf è diventata sua fondamentalmente. Ha bisogno di un token, di un gettone che sia diverso da tutti gli altri Golf, da tutti quegli altri che rappresentano le Golf. Questi sono i token non fungible, ok? Ve l'ho spiegato con un esempio no reale, con un esempio di un bene fisico, quindi di token fungible che rappresenta un bene fisico, ma questi token non fungible, scusatemi, rappresentano anche beni digitali, dove io fondamentalmente con questi gettoni che cosa ho risolto? Ho risolto il fatto che, per esempio, vedete questa qua su, questa è la mia etichetta discografica, ok? Allora, quando io stampo dischi, ne stampo, non so, 300, faccio una tiratura limitata e ognuno che ha il disco si ascolta le canzoni. Le canzoni invece dal punto di vista digitale, quante copie ne posso mandare fuori io? Ne mando fuori una, però in realtà sono illimitate, perché basta che ognuno di voi faccia una copia e diventano illimitate. Quindi fondamentalmente sui beni digitali era impossibile prevedere la scarsità. Ok? Con i token non fungible invece si può introdurre un concetto di scarsità anche nei beni digitali. E vi faccio questo esempio. Questi qua sono i famosi NFT di cui state sentendo parlare probabilmente. Recentemente Montemagno ha emesso degli NFT, ok, che le persone potevano comprare e con le quali le persone potevano accedere, ok, a delle cose riservate. Adesso non mi sono informato benissimo, insomma aveva dato accesso a delle caratteristiche, no caratteristiche, scusate, a delle feature, una specie di abbonamento speciale per i suoi servizi. Ovviamente Montemagno non poteva dare infiniti, cioè non voleva dare infiniti accessi. Con gli NFT invece è riuscito a definire un numero massimo di NFT che è chiaro per tutti e fondamentalmente le persone hanno potuto comprare questi 1000 NFT per entrare nel suo club. Montemagno è uno dei più, come si dice, è uno degli influencer più, no influencer, è uno dei divulgatori più noti in Italia che parla di startup, temi innovazioni, temi business correlati. Se lo cerchi su YouTube ha un seguito abbastanza gigante. È uno che sa quello che fa onestamente, quindi fa anche dei contenuti di valore ed è stato, diciamo, il primo, tra virgolette, famoso a parlare di NFT in Italia. Ok, cioè, ecco, esatto. Ok. Chiaro fino adesso? Stiamo andando verso un livello un po' più difficile. Vitalik Buterin, che è l'inventore di Ethereum, un co-inventore di Ethereum, che è probabilmente la seconda blockchain più importante dopo Bitcoin, si è dedicato alla blockchain dopo che aveva perso tutto quello che aveva creato in World of Warcraft, che è questo videogioco molto famoso già negli anni 2010, per un problema del server. Praticamente questo qua era un mega nerd che passava la sua vita al computer, come molti di questi che parlano di blockchain in questo momento, e era 3 anni che giocava a questo videogioco e dopo per un problema, per un fail, mi sembra che ci fosse stato un uragano che abbia creato dei danni ai server, lui ha perso 3 anni di gioco e questo è stato il suo movente per creare appunto questa blockchain. Quindi gli NFT, ok, sono legati ad un bene unico e quindi sono interscambiabili tra di loro. Allora, in questo caso sulla destra vedete che c'è vi ho messo uno screenshot di un giochino, di un videogioco che si chiama Axie Infinity. Questo videogiochino permette, vabbè, se conoscete Pokémon è una cosa simile ai Pokémon, quindi avete questi mostriciattolini che potete allevare e far combattere tra di loro. Che cosa succede però? Che, tipo mio amoroso quando gioca a Pokémon, sì, gioca a Pokémon, può prendere il suo Pikachu, lo tira su, però il suo Pikachu è uguale a tutti gli altri Pikachu, fondamentalmente. Quindi potrà trovare qualcuno a cui vendere il suo Pikachu? No, è impossibile. Ok, lo fa, gioca per conto suo, però è limitata a quella cosa là. Con Axie Infinity invece, con gli NFT, questi diciamo pseudo Pikachu, ok, sono legati a un codice unico registrato nella blockchain, possono essere allevati, modificati appunto,
tirati su con caratteristiche uniche, quindi se io sono bravo a tirarli su, posso anche andare a rivenderli, ok? E posso anche farci dei soldi. E è quello che sta succedendo nel sud-est asiatico, dove ci sono delle persone che giocano con Axie Infinity e vendono appunto i loro NFT, sì, i loro ominetti. Altra cosa che viene creata con gli NFT sono appunto questo tipo di immagini che sono l'applicazione più famosa degli NFT in questo momento. Questo è un progetto che si chiama Bored Ape Yacht Club. Bored Ape, scusate, lo scrivo, Ape Yacht Club, che è stato uno dei progetti più di successo degli NFT. Questi sono stati emessi la prima volta 1 anno e mezzo fa a $200, adesso valgono $300.000. Questo NFT qua in particolare, uno ha sbagliato a metterlo in vendita e l'ha venduto a $3.000 quando il valore era di $300.000. Ma insomma, vabbè. Dove viene lo storage di un NFT? Quindi se il codicino che identifica questo bene digitale è registrato sulla blockchain, però questo bene digitale, cioè il codice che rappresenta la mia immagine è sulla blockchain, va bene. Però l'immagine dov'è? Allora l'immagine può essere salvata in vari modi, o viene salvata in un network decentralizzato, quindi su vari computer in giro per il mondo, oppure sulla blockchain, però attenzione, è molto costoso farlo sulla blockchain, quindi quasi mai avviene. Altrimenti viene generata tramite script, quindi potete immaginare che questa immagine non sia un'immagine vera e propria, ma sia il risultato di un programmino che schiaccio play e me la produce, ok? Perché ha determinati input e me la può produrre. Questo non è sempre possibile però, perché se è un'immagine fatta a mano, per esempio, ovviamente questo non si può fare. Altrimenti può essere salvata tramite URL, quindi in un sito internet, però è la maniera meno sicura, perché di nuovo io ho il mio codicino sulla blockchain che dice che quell'immagine è mia, però se poi l'immagine è sul sito internet e questo sito internet va giù, io mi ritrovo con un pugno di mosche, ok? Quindi di nuovo questo è come vengono salvati, però vado un po' veloce. Attributi di un NFT. Allora, vi ho messo sulla destra c'è un NFT, un'immagine di un progetto che si chiama CryptoPunks. Considerate che questo progetto qua di CryptoPunks con queste immagini pixelate vale più o meno dai 150.000 ai $200.000, quell'immagine che vi ho messo sulla destra. Gli attributi quali sono? In questo caso c'è la pipa, ok? Col fumo, c'è l'orecchino, c'è il cappello da poliziotto, c'è la pelle scura, la barba e c'è lo sfondo blu. Bluetto, insomma. Questi attributi hanno una rarità. Quindi questa immagine vale così tanto perché per esempio la pipa è rara e quindi ci sono poche immaginette create in questo modo che hanno la pipa, quindi le persone pagheranno di più per avere la pipa. Sulla sinistra ci sono 2 NFT che sono miei, ok, che ho acquistato io, di un'altra collezione. Vedete che anche qua gli attributi cambiano. Quello sulla sinistra come rarità c'ha la pelle color arcobaleno e gli occhialetti tondi e anche la felpa blu è abbastanza rara. Quello sulla destra invece come rarità c'ha lo sfondo e la felpa rossa. Di nuovo, sto andando un po' veloce perché sennò non riusciamo a vedere tutto, ok? Se qualcosa non vi è chiaro, tornate a fermarmi. Quindi il token, l'NFT, ok, questo codicino, è una rappresentazione digitale di un asset, però l'asset può essere sia fisico che digitale, sia di un bene materiale che immateriale. In questo caso vi ho fatto 3 esempi. Allora, il primo sulla destra è un progetto che si chiama CryptoKitties, che è molto importante perché è stato il primo progetto a CryptoKitties a introdurre gli NFT ed è un giochino dove voi potete acquistare dei gattini virtuali, farli accoppiare, allevare nuovi gattini, rivenderli, eccetera, eccetera. È stato il primo progetto, insomma, importante per gli NFT. E appunto ha creato questi token digitali. Altra cosa che posso
a cui posso associare un token digitale, un NFT, è un brevetto, un certificato, un diploma, ok? Se questo brevetto, per esempio, io faccio un brevetto, no? Gli registro l'NFT, quando faccio la vendita del brevetto, io basta che faccia il trasferimento dell'NFT e per dimostrare che il brevetto non è più mio ma è di Simonetta, Simonetta deve solo prendere il suo wallet e mostrare che dentro c'ha l'NFT. Adesso vi spiego che cos'è un wallet perché è molto importante. Altra cosa, quella sotto la mia bicicletta, posso associare un NFT alla mia bicicletta, che è un bene fisico. Che senso può avere questa cosa? Allora, sappiate che un'azienda italiana, veneta, che si chiama Wilier Triestina, sta cominciando a mettere gli NFT sulle sue biciclette più di alta gamma. Perché? Lo fa con uno scopo di anticontraffazione anche. Quindi fondamentalmente se io compro una bicicletta, una Wheeler di seconda mano, come posso sapere che è una Wheeler originale e non è una Wheeler fatta in Cina? Vi assicuro che dal punto di vista tecnico è impossibile distinguerle, dal punto di vista, insomma, se non per la qualità del materiale, ma non si riesce a vedere, insomma, non è una cosa che potete vedere. Allora, in questo caso hanno collegato alla bicicletta un NFT, ok? Con un codicino che ci sta dentro il telaio e praticamente quando io vendo la mia bicicletta vendo anche l'NFT, quindi trasferisco la proprietà della bicicletta e in questo caso sono sicuro che la bicicletta A, per esempio, non è stata rubata e B, effettivamente è una bicicletta originale, ok? Questi sono solo alcuni degli esempi di utilizzo che già ci sono, ok? Quindi già sono presenti nel mondo di questa tecnologia. Ce ne sono altri. Adesso si stanno studiando, per esempio, beni finanziari basati sugli NFT. Sì, vai Sara. Ciao Riccardo, scusa, te lo chiedo con audio perché è un pochino lungo riguardo a questa parte. Io cioè, all'inizio mi sono iscritta a T2I perché ho questo progetto di poter, sperando di poter registrare un brevetto e poi iniziare uno startup. E quindi adesso questi argomenti per me sono interessanti, specialmente volevo sapere se le aziende possono liberamente usare cryptocurrency e cosa succede poi a tassazione, fatturazione, queste cose, è possibile, è fattibile? E poi anche per quanto riguarda, cioè sono due domande diverse, per quanto riguarda poi ai brevetti, si può registrarlo direttamente qua e poi vale in tutto il mondo senza che perché prima devi registrare o un ufficio brevetti italiano o europeo o senza fare queste cose si può direttamente registrarlo qua, vale lo stesso per lo Stato, a livello sia statale che finanziario, vale lo stesso? Mm-hmm. Allora, ok, ti rispondo alla prima domanda. Le aziende possono già usare cryptocurrency? Allora sì, siamo però in una zona abbastanza grigia dal punto di vista legislativo, quindi in realtà le aziende già stanno usando cryptocurrency, anzi ci sono aziende che lavorano sulla blockchain e che emettono cryptocurrency, eccetera, anche in Italia. In questo momento la tassazione è sui guadagni da cryptocurrency, quindi quando tu hai un guadagno e tiri fuori il tuo guadagno e lo torni a trasferire da cripto a valore, è prevista una tassazione. Però è una cosa molto recente, perché è una cosa dell'anno scorso, e ancora siamo in una zona grigia, quindi dal punto di vista della tassazione non è ancora ben definito dove si va, però già si possono usare cryptocurrency come Tesla, per esempio, accetta già pagamenti in cryptocurrency. Su questa cosa qua però devi vederla fino in fondo con un consulente finanziario perché come si dice, è un argomento che si sta aggiornando continuamente ed è insomma molto, molto attuale. La seconda cosa riguardo ai brevetti, allora, nel discorso dei brevetti nello specifico c'è un ufficio brevetti, quindi esiste ancora un'autorità centralizzata, ok, che viene riconosciuta per la parte di brevetti. Sai che l'ufficio brevetti c'è quello italiano, quello europeo, quello americano, eccetera, eccetera. Quindi sono ancora delle reti che si parlano limitatamente. Quindi il tuo brevetto, tu in realtà cosa puoi fare con la blockchain?
Tu puoi registrare un tuo brevetto sulla blockchain, questo lo puoi già fare, ok? C'è un sistema tra l'altro che si chiama Dedit per fare le notarizzazioni. Questo può avere un valore per te perché può darti prova di anteriorità. Che cosa significa? Che se dopodomani qualcuno va e registra un brevetto nello Stato italiano che dice la tua stessa cosa, tu puoi dimostrare che avevi fatto questa cosa antecedentemente, quindi il suo brevetto non ha validità fondamentalmente, ok? Però dal punto di vista poi dell'utilizzabilità, essendo che c'è un ufficio brevetti e c'è un sistema centralizzato di registrazione dei brevetti, ancora non è utilizzabile al massimo. Spero di averti chiarito la cosa. Quindi se qualcuno cerca di registrare lo stesso brevetto, nel senso, che cosa farei io? Se ho un brevetto, ok, appena ho una cosa interessante, prima di tutto, prima di verificare con l'ufficio brevetti, di fare tutto il passaggio, bla bla bla, lo registrerei sulla blockchain. Poi, una volta insomma, registrato sulla blockchain, poi faccio tutti i passaggi, eccetera, eccetera. Attenzione solo a una cosa, come vi dicevo prima, c'è la non ripudiabilità. Quindi se tu fai questo passaggio e qualcun altro l'aveva fatto prima di te, tu non avresti potuto farlo dal punto di vista legale, non puoi più dire in realtà non l'ho fatto, ok? Non puoi più ripudiare questa registrazione. Questa è un'altra cosa abbastanza interessante. Spero di averti risposto. Anteriorità in tutto il mondo? Sì. Allora, sì, in Italia è riconosciuto, sì, in tutto il mondo. In Italia è riconosciuto anche in corso legale, quindi le registrazioni sulla blockchain sono riconosciute dal 2019 dal decreto semplificazione. Questo è una cosa che magari non si sa, quindi sì, sono prova documentale e possono essere usate appunto anche in corso legale in Italia. Però di nuovo, quando ci sono delle autorità centralizzate che gestiscono queste cose, tipo l'ufficio brevetti, ovviamente bisogna passare ancora per l'autorità centralizzata. Si spera che questa autorità centralizzata si sposti su blockchain il prima possibile, però questa è una mia speranza, ok? Questi sono i token 721, che sono i primi token, diciamo, NFC, scusatemi. Poi si sono evoluti, ci sono altri due standard, uno è l'RC998, che cos'è? Se io non so, se io sono il Louvre e voglio registro un NFT corrispondente alla Gioconda, vendo la Gioconda a Riccardo per 35 euro, scherzo ovviamente, e gli passo l'NFT, ok? Gli passo la proprietà della Gioconda, oltre che il quadro, quindi Riccardo può esibire che effettivamente è suo. Se dovessi vendergli la Gioconda e altre 3 opere, ok? Questo è possibile con un token 998 che rappresenta fondamentalmente una collezione di NFT, quindi più opere diverse. Con questo standard qua invece l'1155 posso mettere insieme sia un NFT che un token non fungible, ok? Quindi un token fungible, quindi posso venderti un quadro più dei soldi, ok? Fare uno scambio di questo tipo. Progetti famosi NFT possono essere Arcuate Blocks, che gira su OpenSea. Quindi questi sono collezioni d'arte vere e proprie, ok, che vengono vendute, arte digitale. Adesso vanno tantissimo di moda le profile picture, che sono appunto queste immagini che voi comprate, potete mettervi come immagine profilo e vi danno accesso a dei club. Questo è un po' il motivo per cui costano tanto anche queste qua di Bored Ape Yacht Club. Recentemente Paris Hilton ha mostrato che ne ha speso 350.000 per un'immagine. E voi vi chiederete perché uno può spendere $350.000 per un'immagine di una scimmia, e io vi potrei rispondere perché uno spende $150.000 per una borsa o un orologio, o perché uno si compra una Ferrari, o perché fondamentalmente diciamo che è sempre un discorso di status anche, quindi le dinamiche non è che siano dinamiche nuove, è che possono essere collegate anche a beni digitali dove prima invece era impossibile fondamentalmente, no? Creare scarsità in questo caso. Altre applicazioni, le card come si chiama, del basket, gli americani collezionano le card.
se prima la rarità delle card, cioè io dovevo fidarmi di chi li faceva perché mi diceva ne ho stampate 1000. Come faccio io a sapere che lui ne ha stampate 1000 e non 10.000? Devo fidarmi e basta. In questo caso con gli NFT invece posso essere sicuro matematicamente, perché lo posso controllare, che quella card per esempio sia unica, e quindi se becco quella card nel mio pacchetto becco tanto valore. Vado un po' avanti. Ecco, questo è un altro sito dove si scambiano gli NFT, e qui comprate per esempio queste ragazze, e con queste ragazze potete giocare a un videogioco. Di nuovo, concentriamoci su quelle che potrebbero essere le applicazioni poi per voi. Queste sono cose che non erano possibili prima, quindi questa è la parte più interessante, ok? In questo caso per giocare a questo videogioco dovete sborsare più o meno 2.000 euro. Così detto. Altra cosa interessantissima degli NFT, ve la spiego con questo esempio. Allora, questo è un sito che vende dischi di vinile, ok? Il DJ qua, DJ Miki, è un DJ di 55 anni fiorentino che ci ha fatto anche una release per la nostra etichetta, vabbè. E nel 92 ha fatto questo disco che si chiama Ilaria, l'hanno venduto, non so quante copie avevano fatto, venduto 10.000 lire. Adesso questo disco viene venduto da 100 a 300 euro. Sapete quanti soldi prende Miki su questa rivendita? Zero, ovviamente, perché è una vendita da privato a privato. Quindi immaginate un po' Picasso, mi vende un quadro, io che sono un figo, gli compro il quadro per 10.000 euro, ok? Lui magari è contento, però dopo io vado da Sotheby, glielo rivendo a 10 milioni. Quanto prende Picasso di questi 10 milioni? Zero. Con gli NFT questo problema viene risolto, perché io all'inizio, quando creo l'NFT, posso stabilire delle commissioni, e in questo caso posso stabilire delle commissioni per l'artista anche sulle rivendite. Quindi quando io vado a rivendere il mio NFT, posso prevedere che l'artista si becchi un 5%, un 3% o quello che è. Quindi se prende valore, l'artista guadagna proporzionalmente anche dalle rivendite future. Anche questa sembra una banalità, ma è una cosa che semplicemente prima degli NFT era impossibile, ok? Qui invece viene resa possibile e automatizzata. Chiudo capitolo NFT, ok? E vi parlo di Initial Coin Offer, che è l'altro modo con cui si può sviluppare la tokenomics. Quindi se io sono un'azienda, mi quoto in borsa, faccio la quotazione, vendo le mie azioni, giusto? Quello che fanno invece le aziende che si occupano di blockchain, quando vanno lanciate sul mercato, lanciano la loro coin offer, quindi lanciano un loro token, una loro moneta legata alla loro azienda che vendono. È quello che succede con Bitcoin, eccetera, eccetera, che è successo con Bitcoin o con Ethereum, eccetera. Come fare a riconoscere la validità di un token o no? Bisogna capire la bontà della proposta che l'azienda fa, quindi che cosa fa l'azienda, cioè qual è il problema che stanno risolvendo. Poi molto importante è la trasparenza. Più informazioni loro mettono a riguardo e meglio è, più ti dicono chi è il team e più il team è rinomato, meglio è. Poi come distribuiscono i token, quindi se trattengono, non so, o se danno via gratis il 70% dei token, già è un indizio che forse c'è qualcosa che non va. Ovviamente poi dipende tanto dalla strategia comunicativa, perché se per caso Elon Musk parla di quell'azienda, il valore dei token va su, ok? E poi ovviamente considerazioni legali, nel senso che va anche inquadrato in che sistema legale, in che nazione viene proposta questa cosa, eccetera, eccetera, ok? Rispondo alla domanda di Sara: tra le opzioni di pagamento sul sito personale si può aggiungere anche queste opzioni di pagamento? Sì, ma allora, sì, lo puoi fare, ok? Puoi accettare dei pagamenti con cryptocurrency. Ti dico che secondo me come modalità di pagamento in questo momento non è così diffusa da darti dei particolari vantaggi. Poi ovviamente dipende cosa fai, dipende se sei un'azienda che è basata sulla blockchain, allora non accettare pagamenti con sistemi blockchain diventerebbe un pochino strano. Ho visto l'altro giorno che c'era un sito che accettava pagamenti tramite blockchain, tramite le varie cripto. Però ecco, di nuovo,
secondo me siamo ancora un pelino presto. Se per capire, internet nel 78 è stata introdotta e nel 95, più o meno 20 anni, è arrivato il browser. Considerate la blockchain oramai del 2008, siamo nel 2022, siamo secondo me abbastanza vicini a quella che sarà la killer app, quindi l'applicazione della blockchain che la renderà popolare su tutti gli effetti. Però non ci siamo ancora arrivati, quindi non è ancora così popolare. Prego. Altra cosa a cui serve la blockchain, appunto notarizzazione, ve lo spiego con un esempio molto pratico. Se io voglio vendere una casa a Mauro, vado dal notaio, il notaio si assicura che la casa sia mia, che Mauro mi abbia trasferito i soldi e poi, pagandolo un bel po', il notaio fa il trasferimento dell'atto di proprietà da me a Mauro. Questa cosa qua sarebbe già gestibile oggi con la blockchain. Ora, perché non lo facciamo? Di questo potremmo parlarne 1000 ore, ok? Ci sono moltissimi motivi per cui ancora non lo stiamo facendo, però questa cosa il notaio potrebbe già essere completamente eliminato, completamente automatizzato, e Mauro non avrebbe, né io né Mauro non avremo più bisogno del notaio per passare questo registro e non avremo più bisogno di pagarlo. Però questo è un altro capitolo, ok? La notarizzazione è fondamentalmente questo. Attenzione che ci dà diverse, anche qua vi faccio un esempio perché ogni tanto non cogliamo il valore di questa cosa qua, ma il notaio può essere corrotto. Questa qua è una signora dell'Honduras che aveva un terreno in un posto strategico per costruire un centro commerciale. Questi che volevano costruire il centro commerciale gli hanno chiesto 2 o 3 volte di vendergli il terreno, lei non voleva perché ci abitava, e questi sono andati come si chiama? Dal catasto honduregno, hanno corrotto un po' di persone al catasto, questi hanno cambiato le carte, hanno fatto passare la proprietà da lei a quest'altri. E questo problema sarebbe stato completamente risolvibile con la blockchain, già da 2016 mi sembra, quando è emerso. Ok, quindi registro documenti sulla blockchain. Timestamp è la prova dell'esistenza, quindi quando registro c'è una marcatura temporale, che è quello che vi dicevo prima, ha valore probatorio anche in Italia. E ci sono 3 caratteristiche. Paternalità, quindi io posso dimostrare che quella l'ho fatta io, perché se io dimostro che quell'indirizzo è mio, è mia, punto. Non ripudiabilità è l'altra faccia della medaglia, cioè non posso ripudiare che è mia. Se faccio una cosa illegale registrata con timestamp, qualcuno può usare quella per provare che io ho fatto questa cosa illegale e non posso ripudiarla. E integrità è il fatto che se io la faccio, una volta che è registrata, non è più modificabile. Okay? Nessuno potrà più andare a modificare quell'informazione. Per fare questa cosa qua potete cliccare su Dedit, che è questa applicazione, con 1 centesimo potete fare 5 notarizzazioni sulla blockchain. Già adesso, già gratuitamente, cliccandoci potete entrarci. Vado un po' veloce. Vado veloce anche qua perché questo siamo troppo ok, siamo troppo in profondità. Perché non si è bloccato? Vi parlo solo delle key. Allora, vi parlo delle key, quindi come faccio io a accedere alla blockchain? Come faccio io a fare delle transazioni con la blockchain? Ho bisogno di crearmi una cosa che si chiama wallet. Wallet significa portafoglio. Il wallet me lo creo, vado su dei siti specifici, per esempio per entrare con la blockchain Ethereum c'è un wallet che si chiama MetaMask. Per entrare vi faccio vedere sulla blockchain, dov'è? Sulla blockchain Solana c'è questo wallet che si chiama Phantom, che mi sono fatto. Vediamo se carica le informazioni su Phantom. Ce l'ho sia sul telefono che sul computer. Ok, ho il mio Phantom e vedo che con il discorso ucraino è andato anche un po' giù, eccetera. E dentro il mio wallet ho i miei 2 NFT. Ok, questi qua sono i miei 2 NFT. Il wallet che cos'è? Fondamentalmente è un indirizzo, ok, che ha una chiave pubblica e una chiave privata. La chiave pubblica funziona un po' come un IBAN, dove vi possono mandare token che siano token fungible o non fungible, ok? Quindi posso mandare del valore. Se io so la chiave pubblica
del wallet di Giuseppe gli posso mandare soldi. Se Giuseppe perde questa chiave pubblica, cosa succede? Niente, perché semplicemente qualcuno gli può mandare soldi, magari, ok? Poi c'è invece la chiave privata. La chiave privata invece è molto importante, perché se io perdo la chiave privata è come se avessi perso il mio portafoglio. È come se qualcuno trova la mia chiave privata, trova tutti i soldi che io ho nel wallet, se li può trasferire, è come se io avessi perso tutti i miei soldi. Attenzione che se io non ritrovo la chiave privata, anche se non la trova nessuno, però io i soldi, tutto quello che avevo dentro l'ho perso. Ok? Attenzione che per andare a acquistare cryptocurrency, acquistare questi tipi di token, eccetera, di solito andate su degli exchange, che sono dei siti che appunto voi gli date la carta di credito, gli date dei soldi e loro vi tornano dei bitcoin. Per fare questo tipo di operazioni, questi exchange, i più famosi sono Crypto.com, Binance, Bitstamp, insomma ce ne sono tanti. Per fare questo tipo di operazioni vi creano un account che è simile a quello che voi avete per accedere, non so, a Zoom. Che cosa succede? Che se io perdo la password di Zoom, di questo account dell'exchange, la posso recuperare, ok? Però attenzione che finché tengo i miei soldi sull'account dell'exchange, è un po' come quando li tengo in banca. Ce li ho là, mi fido abbastanza che la banca me li dia, però non sono del tutto miei, ok? Se l'exchange ha dei problemi, io non posso andare a prendere i miei soldi. Esempio che vi ho fatto prima del Canada, il Canada potrebbe obbligare gli exchange a bloccare i conti di determinate persone. Quindi se io non sposto i miei soldi sul wallet, posso essere censurato. Come faccio a evitare questa cosa qua? Una volta che ho comprato i miei bitcoin, li sposto sul wallet. Una volta che sono sul wallet mio, nessuno può censurarmi, può bloccarmi, eccetera, eccetera. Ok? Di nuovo, fermatemi se avete domande, se non vi è chiaro, eccetera, eccetera. Ecco, MetaMask qui, se cliccate potete, ecco, ho cliccato per sbaglio, se cliccate potete accedere a MetaMask, che è il wallet più famoso per Ethereum. Vado veloce, Ethereum appunto è la seconda blockchain più famosa al mondo ed è un po' un'evoluzione di Bitcoin, permette delle cose che Bitcoin non permetteva, per esempio l'esecuzione di smart contract, che sono dei contratti automatizzati che si sviluppano in automatico. Per esempio, se voi avete un canale YouTube che viene pagato, il modo con cui YouTube vi paga è uno smart contract, cioè verifica in automatico le visualizzazioni e al verificarsi di quelle condizioni fa un qualcos'altro in maniera automatizzata. Per esempio, gli smart contract potrebbero essere utilizzati per le assicurazioni che possono liquidare i bonus secondo delle condizioni automatiche. Quindi, non so, faccio un'assicurazione per ritardo del volo Ryanair. Cosa succede? Io ho uno smart contract che verifica i ritardi dei voli e automaticamente, se c'è un ritardo, mi va a derogare, non si chiama bonus, mi va a derogare insomma i soldi che mi spettano, ok? Vabbè, è un database distribuito come la catena di blocchi, c'è un linguaggio di programmazione per gli smart contract che si chiama Solidity e si possono appunto costruire delle decentralized application, quindi delle applicazioni che girano sulla blockchain. Vado avanti abbastanza veloce perché qui andiamo troppo in profondità. Ecco, esempi di applicazioni decentralizzate, appunto vi dicevo Axis Infinity, oppure questo è un exchange, oppure questo è una specie di YouTube che però è decentralizzato, quindi non c'è uno YouTube che può censurare, eccetera, eccetera. E vado avanti. Ok, vi parlo di blockchain e privacy, poi cambio argomenti. È accessibile a tutto il mondo, anche in paesi nella blacklist? Allora, sì, è accessibile a tutto il mondo in paesi nella blacklist. C'è il caso della Cina che è abbastanza interessante perché la Cina ha bandito, ha messo fuori legge tutte le blockchain tranne la sua, che si chiama Digital Yuan, che è stata creata appunto per lo scopo opposto a quello per cui è stato creato Bitcoin, ovvero per avere un controllo completo sulle transazioni dei propri cittadini.
Ovviamente non è che se io vado in Cina non posso accedere alla blockchain, perché mi prendo come si chiama? Mi prendo una VPN e accedo, ok? Anche se mi bloccano, diciamo, i siti blockchain, eccetera. Però è illegale. Quindi sì, c'è questo caso della Cina che l'ha resa illegale. Insomma, diciamo che in tutti gli altri stati si sta andando invece un po' più in un riconoscimento legale della blockchain, anche perché considerate che quasi tutti i fondi di investimento adesso sono dentro anche con CryptoQness, quindi siamo già molto in là, diciamo, è molto improbabile che venga messo al bando. Interessante vedere quello che è successo un po' di settimane fa in Russia, dove Putin, che all'inizio era abbastanza scettico, poi invece ha favorito la blockchain, e questo molto probabilmente perché in vista delle sanzioni aver spostato sulla blockchain per lui aver spostato alcuni dei suoi fondi sulla blockchain per lui è un modo per evitare eventuali sanzioni. Però questo è una cosa che vi dico così da intuizione mia, non so se non ho prove a riguardo, ok? Blockchain e privacy. Allora, va detta una cosa importante sulla privacy. Si parla di pseudo privacy sulla blockchain. Cioè, allora, all'inizio, la prima diffusione di Bitcoin era questo sito qua che si chiamava Silk Road, che era nel deep web, dove si potevano comprare fondamentalmente cose illegali, quindi da droghe si potevano comprare cose stranissime, tipo patenti false o abbonamenti falsi della metro, insomma, tutte cose illegali. E per fare i pagamenti si usavano i Bitcoin, perché pagamento Bitcoin permetteva l'anonimato. Si parla però, attenzione, di pseudo-anonimato, perché è vero, allora la blockchain permette trasparenza, quindi io posso vedere che da un wallet all'altro c'è stata quella transazione e tutti lo possono vedere da un indirizzo all'altro. Dov'è che c'è l'anonimato? Se non c'è corrispondenza che questo indirizzo sia mio, ok, e quell'indirizzo sia tuo. Attenzione che però è uno pseudo-anonimato, perché è sempre più difficile, diciamo, interrompere una catena dove riesco ad arrivare al punto. Per esempio, se io compro i Bitcoin su un exchange, l'exchange mi chiede i miei documenti, ok? È obbligata per legge a chiedere i miei documenti. Dopo io dall'exchange li passo a un wallet, che li passa a un altro wallet, che li passa a un altro wallet, bla bla bla, faccio magari 20 passaggi, cerco di mascherare, ma se uno vuole tornare indietro potrebbe risalire al fatto che sono miei. Difatti, una cosa interessante, insomma, interessante che è successa nell'ultimo periodo, si compravano i Green Pass con pagamenti Bitcoin ed è stato facilissimo per la Guardia di Finanza risalire a chi comprava questi Green Pass fasulli. Ok, quindi si parla di pseudo anonimato. Tra l'altro è il modo con cui hanno arrestato Ross Ulbricht, che è il fondatore di Silk Road, con una storia stranissima tra l'altro, perché l'avevano minacciato di morte e lui aveva assunto un sicario e per farlo era stato insomma un po' meno attento alla privacy, hanno trovato una mail collegata a lui e l'hanno arrestato non per Silk Road, l'hanno arrestato per tentato omicidio, quindi cose assurde. Questo si parla del 2013 se non sbaglio. Ecco, il Green Pass e la pseudo privacy è quello che vi ho appena detto, ok? Velocemente, business case e applicazioni future, quello che già sta succedendo, quindi quando prima mi hanno chiesto ma è già attiva la blockchain? Ha voglia. I trading del petrolio, i future dei prezzi del petrolio sono già registrati su blockchain. Tantissime cose nella finanza vengono già registrate su blockchain perché è immutabile, quindi fondamentalmente diventa un sistema super efficiente per registrare queste cose. La supply chain viene registrata con la blockchain, quindi per esempio se io ho la catena del freddo, mi sembra che Target registri la catena del freddo sulla blockchain perché se io poi ho un problema con un prodotto e magari fa star male delle persone, voglio essere sicuro e provarti che non è stata colpa mia con la catena del freddo, che io abbia rispettato tutti i passaggi. Questo viene già fatto sulla blockchain. Non credo che venga fatto questo per i vaccini, per esempio Pfizer, ma sarebbe stata un'applicazione super intuitiva. Non credo, non sono sicuro, ma non credo che venga gestita la catena del freddo dei vaccini Pfizer sulla blockchain. Poi sì, è un argomento molto difficile. Esistono sicuramente dei siti internet, Elisabetta, ti dico già questa è una prima, ho cercato di fare del mio meglio in un'ora, ma insomma adesso vi do un altro po' di informazioni.
È già possibile gestire il voto da remoto sulla blockchain, quindi per esempio vi ricordate il voto del Presidente della Repubblica, tutto un casino per capire come far votare chi aveva il Covid o no, questo poteva essere fatto tranquillamente da blockchain, ma nessuno si è preoccupato. Le assicurazioni, come vi dicevano, hanno sistemi di remunerazione automatica, quelli di YouTube. Maersk, che è una delle aziende più grandi di logistica, tramite blockchain registra dove sono le sue navi, i suoi container, eccetera. Insomma, e altri casi, ok? Gestione del copyright già possibile, eccetera. Ci sono sicuramente dei siti e c'è, ecco, è un argomento piuttosto complesso. Esaurirlo in un'ora non è possibile. Spero di avervi dato una prima, come si dice, una prima infarinatura sufficiente per poi approfondirlo e capire se potrebbe essere interessante per quello che state facendo. Come faccio a capire se può essere interessante? L'informazione che io sto registrando deve essere incorruttibile? Se sì, allora la blockchain è una buona idea. Devo dimostrare questa incorruttibilità a qualcuno? Se sì, allora la blockchain è ancora più una buona idea. Ok? Questo buona parola, in buona sostanza. Altra applicazione della blockchain che sarà molto importante nel futuro, spero, è quella che viene chiamata self-sovereign identity, quindi registrare l'identità delle persone sulla blockchain permetterebbe alle persone di avere dei documenti che siano incensurabili dai governi, e sarebbe molto molto importante, per esempio, per la gestione dell'identità dei profughi o delle persone che stanno scappando da conflitti, eccetera, eccetera. Purtroppo è un argomento molto attuale e la blockchain potrebbe aiutare molto anche in questo. Ok, vado veloce e chiudo l'argomento blockchain perché abbiamo ancora da vedere un paio di cose nell'ultima mezz'ora scarsa che abbiamo. Vi chiedo, è sufficientemente chiaro? Sono stato sufficientemente chiaro il tempo a disposizione? Avete domande? Avete domande, curiosità, qualcosina prima che parliamo dell'ultimo argomento? Grazie Sara, mi fa molto piacere quello che hai scritto. Bene, chiedo anche a tutti gli altri, ragazzi, se avete domande, vi ho fatto appunto, mi rendo conto di avervi inondato di informazioni, di nuovo, perdonatemi, ma insomma in un'ora, meglio di così, non saprei cosa fare. IoT e cyber security, parliamo di IoT che significa Internet of Things. Internet of Things, ecco, vabbè, a parte questo video che è abbastanza scioccante di come la bambina dice Alexa dimmi una barzelletta e poi si arrabbia. Vabbè, a parte i risvolti umani di come interagiamo con queste macchinette, che ci sono degli studi che stanno dimostrando che stiamo chiedendo di meno, per favore, per piacere, queste cose qua, anche per questo motivo. Ma insomma, Internet of Things è in questo momento molto diffuso. Ci sono più cose connesse che persone connesse. Quindi parliamo di potenziale di Internet of Things, RFID, Web 4.0. Allora, Internet of Things, come vi dicevo, 10 anni fa c'erano più persone che macchine connesse, ora è il contrario. Questo per esempio è un termostato smart, ok? Che è connesso a internet, impara, grazie all'intelligenza artificiale, impara dalle mie abitudini, quindi arrivo a casa da lavoro, metto 20 gradi 1-2 volte, la terza volta mi fa trovare già 20 gradi. Migliora la gestione, come si dice, della temperatura della casa, e lo fa anche perché è connesso a internet, quindi è connesso alla rete wifi, e questo gli dà la possibilità di accedere a dei servizi in cloud che per esempio sono servizi di intelligenza artificiale e lo fanno migliorare nel suo scopo. Vedete che è tutto interconnesso, ok? Alla fine è difficile scollegare Internet of Things dalla blockchain, dall'intelligenza artificiale, eccetera, eccetera. Quindi parliamo di RFID, concetti fondamentali. L'RFID è un sistema che ha identificazione e radiofrequenza, con il quale possiamo mettere un tag con particolari informazioni e inserire questo tag in dei prodotti.
Questi tag hanno delle codifiche uniche. Potete, gli RFID, non so se siete stati recentemente al Decathlon, le classi automatiche, voi mettete la roba dentro questo cesto e lui conosce, sa che cosa avete comprato e non vi fa scattare l'allarme quando uscite fuori. Questa tecnologia che viene utilizzata per fare questa cosa sono gli RFID, che sono queste etichettine che se voi prendete un vestito del Decathlon potete smembrare, vedete che dentro c'è un circuitino che appunto hanno un tag con delle informazioni che sono uniche per prodotto. Quindi praticamente se prima avevo un barcode che mi diceva che questa è quella penna là, ok? Quel barcode corrisponde a questa penna, ci attacco un RFID e posso attaccare appunto un codicino che per ogni penna è un codicino diverso, quindi so che questa penna è solo questa penna, non è un'altra penna, ok? Gli attacco questo tipo di codicino. Altro concetto fondamentale si chiama edge computing e fondamentalmente è dovuto al fatto che se una volta appunto c'era bisogno, per aver bisogno di grande potenza di calcolo dovevo fare delle cose piuttosto grandi, in questo momento posso fare cose molto più piccole e quindi anche sul termostatino che vi ho mostrato prima posso avere una potenza di calcolo molto interessante e limito gli spostamenti, limito il consumo di banda e posso funzionare anche se non c'è internet, ok? Il momento di rottura è stato l'iPhone, come vi dicevo, che appunto ha introdotto Internet of Things e che ha sputato una valanga di dati costantemente nella rete. La maggior parte riguardava l'utente. Un'altra chiave della diffusione di Internet of Things è stata l'economicità. Questo che vedete si chiama Raspberry Pi, che è insomma, si basa su Arduino ed è un microcomputer che potete comprare per 50 euro, potete attaccargli uno schermino, eccetera, eccetera, potete già programmare e farvi un vostro dispositivo collegato alla rete in maniera super economica, ok? Ecco, quanti dispositivi avete attaccato al wifi di casa? A parte che è una cosa che potreste anche vedere, ma in questo momento a me viene in mente che ho il telefono, il computer, l'altro computer, poi ho l'orologio, poi ho il robottino che gira per casa, ho la PlayStation, ok, questi sono solo quelli che mi vengono in mente a memoria. Quindi capiamo che stiamo parlando di una cosa a cui magari non abbiamo ancora dato il nome, ma che è già presente nella vita di tutti i giorni. Questi dispositivi che sono attaccati alla rete di casa sono fondamentali anche per l'intelligenza artificiale perché mandano continuamente dati che alimentano l'intelligenza artificiale. Ok? Questo è molto importante. Vera sfida per il business è come possiamo sfruttare Internet of Things. Ok? In questo caso abbiamo l'RFID che per esempio è quello anche delle schedine dell'hotel. In questo caso l'RFID può essere utilizzato per identificare univocamente dei prodotti e registrare dove sono questi prodotti. Attenzione, se ho bisogno di registrare in maniera incorruttibile, posso collegare questa registrazione alla blockchain. Come vedete è tutto interconnesso. Barcode appunto è quello che vi dicevo prima, l'EPC appunto metto anche un numero che è riferito solo al prodotto e quindi collegato a un URL posso vedere dov'è il mio prodotto, che cosa sta facendo, eccetera, eccetera. Abbiamo 2 miliardi di macchine, 5 miliardi di smartphone, 7 miliardi di persone e 10 bilioni di etichette RFID. Quindi non solo supply chain, ma per esempio hanno messo con RFID c'è il digital stamp, quindi la tassa digitale sulle sigarette, c'è l'anticontraffazione sui medicinali, ma anche sui Ray-Ban, adesso si sta mettendo un RFID come anticontraffazione, di nuovo può anche essere collegato alla blockchain. C'è l'e-pedigree per i medicinali, ci sono anche dei sistemi RFID, in questo caso per gli animali domestici, per evitare che vengano rubati, eccetera, eccetera. E anche qua ho visto delle applicazioni di RFID e blockchain da parte di alcuni rifugi per animali domestici. Attenzione che i costi, io mi sono occupato di un progetto RFID nell'azienda dove lavoravo prima, attenzione che i costi non sono solo le etichette, ma sono tutti i sistemi e le procedure con cui applicare anche queste etichette, eccetera, eccetera. Ok? E vabbè, vado veloce su questa parte qua. E ovviamente
non posso non citare, scusate, mi sto correndo un attimo, ma voglio parlarvi anche di intelligenza artificiale in questa ultima quarto d'ora, non posso non citare i pericoli che i dispositivi collegati ad internet hanno dal punto di vista di cyber security. Senza andare più a fondo di così, sappiate che molti degli attacchi di DOS, quindi denial of service, quindi rifiuto dei servizi quando bombardano la rete, avvengono attraverso oggetti che sono connessi alla rete, per esempio videocamere, che sono state quelle utilizzate sull'attacco Mirai, che è uno degli attacchi più famosi. Vado di nuovo avanti su questa cosa qua perché è troppo tecnica, secondo me non ci siamo. Ecco qua, appunto gli attacchi hanno fatto un attacco basato sui peluche attaccati al wifi, un altro attaccato invece un altro attacco, uno dei più grossi di tutti, l'attacco Mirai è partito da webcam, stampanti eccetera. Quindi ok, e no, cyber security scusatemi, qua così era invece, parliamo di intelligenza artificiale, anche qua di nuovo, fatemi domande sulla chat, non vi preoccupate. Intelligenza artificiale, appunto, è un'altra cosa che vediamo nel quotidiano, ok? Intanto c'è un problema di terminologia, secondo me. Avrebbe più senso parlare di algoritmi di apprendimento supervisionato più che di intelligenza artificiale. Cioè, che cosa sono? Sono degli algoritmi che progettiamo, ai quali insegniamo a fare un qualcosa e poi che alimentiamo con dei dati. Una volta che gli insegniamo a fare questa cosa, questi algoritmi imparano man mano che noi gli diamo tanti dati a farla meglio di noi e a utilizzare questo apprendimento per prevedere anche, ok? Questo è fondamentalmente l'intelligenza artificiale, ok? Punto primo, però, dal punto di vista proprio etico, ma anche filosofico, che tipo di lavoro dovremmo delegare alle macchine? E questa è una domanda che ci dovremmo fare quando parliamo di algoritmi di intelligenza artificiale. Ed è una domanda che appunto ha a che fare anche con la filosofia del lavoro, perché l'automazione in genere e l'intelligenza artificiale è semplicemente una forma un po' più alta di automazione, era nata per nobilitare il lavoro dell'uomo, per liberare l'uomo dal lavoro ripetitivo, eccetera, eccetera. Non sta andando propriamente così, però appunto dal punto di vista filosofico questa è una domanda che dovremmo farci. E ovviamente possiamo anche chiederci come evolverà il mondo del lavoro conseguentemente all'intelligenza artificiale. Attenzione che non sono problematiche nuove, perché negli ultimi anni dell'Ottocento, spero di non dirvi una cavolata, però il 98% della popolazione lavorava nell'agricoltura. Adesso il 2% della popolazione lavora nell'agricoltura. Perché? Perché molti dei lavori sono stati automatizzati. Non è morto il mondo si è evoluto e il mondo è un posto migliore rispetto, dura dirlo oggi, però un posto migliore rispetto ad anni fa, soprattutto a 100 anni fa. E la stessa cosa probabilmente avverrà con l'intelligenza artificiale, anche se ci fa paura. Ecco, quanti dispositivi con intelligenza artificiale avete a casa? Anche qua ne avete una miriade, dal telefono, dalla fotocamera del telefono che comunque tramite un algoritmo di intelligenza artificiale vi sceglie il filtro migliore o vi mette sfocatura migliore, eccetera, a Siri, a Netflix che vi consiglia il film giusto, ad Amazon che vi consiglia che cosa comprare. Insomma, di esempi di algoritmi di apprendimento supervisionato ce n'è una montagna, ok? Ecco, questi sono alcuni esempi. Per esempio, non tanta gente sa che Spotify utilizza degli algoritmi di intelligenza artificiale per suggerirvi le canzoni, che il casuale di Spotify in realtà non è casuale, ed è una cosa che mi dà molto fastidio perché non si può disattivare, ok? Non si può disattivare questo pseudo casuale, che quindi voi fate, non so se avete mai avuto questo problema, ma io ho le mie playlist di 200 canzoni, metto il casuale, mi riproduce sempre le solite perché pensa di farmi un favore, invece mi mette il nervoso perché la playlist me la sono fatta io. Bene, altra cosa, ovviamente i suggerimenti di Netflix. Considerate che Netflix ha stimato nel 2018 di aver risparmiato più o meno $1 miliardo in abbonamenti
non, come si dice, non cancellati grazie ai suggerimenti dell'intelligenza artificiale. Pazzesco. Questi invece sono i suggeriti di Amazon che funzionano sempre con intelligenza artificiale. Ora, non mi chiedete, ogni tanto fallisce, perché non mi chiedete perché mi suggeriva il robottino qua, perché onestamente non ho il giardino, sono la persona meno brava a gestire cose verdi, eccetera. Quindi, boh. Altro, ecco, Rodney Brooks, tra l'altro, è un personaggino molto interessante, è quello che ha inventato i cobot, è quello di appunto questo brand che si chiama, cacchio, non me lo ricordo, vabbè, e è quello che ha inventato anche il Roomba, il robottino, l'aspirapolvere. Robottino aspirapolvere, questo è lo Xiaomi che ho io, che vi straconsiglio, soprattutto per chi ha animali, è una bomba atomica. Dentro il robottino aspirapolvere c'è un algoritmo di apprendimento supervisionato bestiale, che è dal punto di vista matematico molto molto complesso, che Rodney Brooks, che lavorava all'MIT, appunto aveva risolto. Loro prima hanno risolto questo algoritmo, che fondamentalmente è un algoritmo che capisce come pulire al meglio uno spazio, come orientarsi al meglio in uno spazio, lo sto dicendo male. E poi si sono chiesti, bene, che cosa facciamo con questo algoritmo? E hanno inventato il Roomba. Ecco, poi Robocop Police in Dubai, ecco, ricordiamoci che la tecnologia dovrebbe essere al servizio. Invece l'intelligenza artificiale nella logistica, questo è un paper che potete trovare qua così, è abbastanza potente. Questo ve l'ho messo anche per spiegarvi, appunto, faccio l'algoritmo, poi raggruppo i dati, molto importante come raggruppo, come divido i dati, classifico, appunto, per esempio qua questo era per capire come posizionare le merci più o meno fragili. Una volta che io ho fatto il primo ciclo, quello che faccio è alimentare con più dati possibili l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale capirà in modo automatico come apprendere e in base a questo apprendimento diventerà sempre migliore, e se prima all'inizio io faccio, diciamo, del mio meglio, dopo n cicli l'intelligenza artificiale sicuramente arriverà a fare un lavoro più preciso. L'importante per questo è darle tantissimi dati, quindi avere una mole di dati veramente enorme. Questo è il motivo per cui Facebook, ma tutte le grandi, diciamo, cercano di avere più dati possibile. Questo è il motivo per cui Internet of Things, tra l'altro, è molto molto importante. E appunto organizzare i dati in maniera corretta per evitare quello che viene definito GIGO, garbage in, garbage out. Cioè, se io metto dati del cavolo, i risultati di quello che fa l'intelligenza artificiale sono i risultati del cavolo. Vedete che qui, per esempio, nella logistica abbiamo droni che controllano l'inventario in maniera visiva e vi dicono quando c'è bisogno di ordinare qualcosa, cassettini, come si chiama, robottini che vanno in giro in maniera automatica a prendere dei pacchetti. Questo, se andate a roncare da Amazon, c'è già. Vabbè, machine video perception, poi c'è video based intelligence sorting, quindi questi sono i famosi cobot che vi ho messo prima, che in maniera intelligente sistemano i pacchetti, ok? Veicoli autonomi, in questo momento già in America e in Australia, vi dicevo, ci sono veicoli a guida autonoma che seguono un primo veicolo guidato da un umano, questo è già presente, eccetera, eccetera. Quindi vedete che di applicazioni ce ne sono tantissime. Ecco, Baxter si chiamava il cobot. Come funziona? Io gli insegno, gli spiego come fare una cosa, gli dico sposta questo cioè lo scopo è prendere questa cosa qua, metterla di là. Una volta che gli dico l'input e l'output, poi il cobot fondamentalmente imparerà a farlo nella maniera più efficace possibile, efficiente possibile. Quindi io gli spiego in maniera molto facile come operare. Poi la cosa che cambia rispetto a un semplice robot è che il robot gli dico fai questa cosa qua e me la fa nella maniera più veloce. Il cobot impara a farla nella maniera più efficiente. Ok? Vi è chiara la differenza? Anche qua l'intelligenza artificiale, attenzione, vi sto parlando di queste cose. Voi potreste dirmi, sì, ma chi è che ha la potenza di sfruttare l'intelligenza artificiale? Chi è che ha i soldi da mettere? Attenzione che
noi possiamo acquistare servizi di intelligenza artificiale nel cloud in maniera serverless, quello che vi ho spiegato prima. Se voi andate su Amazon Web Services, AWS, e se voi volete includere un sistema di riconoscimento immagini sul vostro sito internet, che in base all'immagine che mi carica il mio utente mi dice se è un fiore, un cane, un gatto, eccetera, voi potete acquistare questo servizio qua da Amazon e lo pagate un cavolo, perché se avete 2 utenti che vi mettono le immagini pagate centesimi, ok? Se invece avete tanti utenti pagate per ogni immagine un tot, ma sono servizi che grazie al cloud sono accessibili a tutti, ok? Non è fantascienza. Qua domanda filosofica che mi tocca da vicino: possiamo usare l'intelligenza artificiale per creare opere d'arte? Allora, da capire, però l'arte fondamentalmente è la creazione, dare un senso a un qualcosa che prima non ce l'aveva. Quindi diciamo che siamo sul campo di una domanda un po' filosofica. Sicuramente però se io ho un genere, no? O io gli dico all'intelligenza artificiale, gli do tutte le canzoni degli U2 e gli dico creami la nuova canzone delle U2, sicuramente l'intelligenza artificiale sarà in grado di crearmi una nuova canzone con quello stile là. È arte? Non lo so. Danza fatta da robot, sì, anche quello è un display di tecnica, ma è arte? Non lo so, decidetelo voi, ok? Vado avanti, vi dicevo appunto, ok, poi decidete voi. Intelligenza artificiale, poi si parla di machine learning e poi di deep learning, quindi quando abbiamo una serie di dati molto molto alta che mi riesce a far capire dei layer. Quindi probabilmente questo è il tipico esempio: image recognition, riconoscimento immagine, input gli do delle immagini e poi hidden layers può chiedersi sono persone, sono facce, cioè che faccia ha, che genere è, che età ha, e poi può darvi un output tipo è Riccardo? E vi dà un output con una certa percentuale. Se voi usate Google Photo in questo momento, voi scrivete sulla ricerca, mettete io, date ok e Google Photo vi torna tutte le immagini, quasi tutte le immagini, dove ci siete anche voi. Questo perché fa questa cosa qua: prende le immagini, si fa delle domande, dice ci sono delle persone, delle facce, eccetera, e poi tira una percentuale e ritorna che con una determinata percentuale quello siete voi o no. Vado avanti su questa cosa qua. Ecco, tra l'altro, la cosa interessante è che l'intelligenza artificiale, oltre a sostituire determinati lavori, però la cosa più potente sarà metterla al servizio delle persone e potenziare il lavoro delle persone. Per esempio, io recentemente dovrò rifarmi una visita dermatologica e mapparmi i nei. Adesso questa cosa viene fatta con una macchina di intelligenza artificiale con la quale scattano foto dei miei nei, tengono uno storico dei miei nei e quindi vedono che evoluzione c'è stata e confrontano le foto e l'evoluzione delle foto con un database di milioni, miliardi di nei di tutte le persone, dove quando c'è un neo pericoloso viene segnalato e quindi riesce a trovare un pattern e non si sostituisce al dottore, ma consiglia al mio dottore, per esempio, di tenere sott'occhio determinati nei invece che altri. Ok? Questo è molto potente perché, per esempio, magari un dottore potrebbe vedere un neo, passatemelo, brutto, lo vede subito, ma un neo che sta diventando brutto magari non lo rileva, l'intelligenza artificiale gli dice occhio che qua c'è una deriva che di solito che ha portato in n casi a questa cosa qua e quindi tiene sott'occhio, ok? Altra cosa invece è la realtà aumentata, dove possiamo appunto far comparire degli oggetti, proiettare su degli schermi degli oggetti nella realtà. Questa è un'altra cosa. Ecco, quando vogliamo capire quali sono le caratteristiche, perché ha senso gli umani o ha senso le macchine. Gli umani hanno empatia, capiscono l'altro, hanno la capacità di leadership e quindi di guidare le persone, hanno quella che si chiama intuizione, hanno la creatività e quindi la capacità di dare un senso a delle cose già viste, e hanno quello che è il giudizio, che può essere un giudizio etico, anche morale. Le macchine invece sono sicuramente migliori di noi come memoria, come capacità. Io mi dimentico le cose, il mio computer mi ricorda i miei appuntamenti, ok?
le previsioni, ok? La capacità di elaborazione, di riprogrammazione e la resistenza. Quindi queste per il momento sono caratteristiche abbastanza stabili che dovrebbero dirci se è preferibile automatizzare oppure no. Ecco, vi consiglio di, siamo quasi arrivati alla fine, vi consiglio di guardarvi Neuralink, che è l'ultimo progetto di Elon Musk, secondo me il più pazzesco di tutti, dove viene utilizzata l'intelligenza artificiale per impiantare dei chip sul cervello e potenziare le capacità del cervello. Attenzione, non solo potenziare le capacità del cervello, ma lo scopo è per esempio di curare malattie che venivano considerate incurabili, di ridare la vista ai ciechi. Quindi se guardate i primi video, c'è un primo esperimento con una scimmia, sono riusciti a far giocare una scimmia a Pong al videogiochino. Le possibili applicazioni di Neuralink sono allucinanti, vi consiglio di darne un'occhiata. Ma con l'intelligenza artificiale si può dare algoritmi cogniti alle macchine, saranno capaci di avere queste funzioni psicocognitive nostre? Allora, questa è una domanda molto filosofica, però diciamo che ti rispondo con una bel boh, nel senso che in questo momento no. Quando ci sarà quello che viene ok, non era una domanda, era un'affermazione. Secondo me non ci siamo ancora, però è una mia opinione. Ok? Vado avanti che abbiamo quasi finito. Data science appunto è la scienza che, ecco, volevo finire con questa parte qua, poi giuro basta. E vari livelli ai cui possiamo applicare l'intelligenza artificiale. Quindi possiamo farlo sia in analisi descrittiva, quindi in studio dell'evento, in avvisi, eccetera. Poi man mano che andiamo su con i livelli possiamo utilizzarla per l'analisi predittive, quindi oltre ad analizzare i pattern futuri ci possono prevedere delle cose. Immaginatevi un po' quello che abbiamo detto prima, cioè oltre a vedere se è un'immagine, se c'è una faccia, che genere è, eccetera, mi può prevedere se quell'immagine è di Riccardo. Andando su coi layer può addirittura prevedere quella che sarà la prossima immagine basata sullo storico delle immagini. Basta, perché vi ho frullato il cervello, non vi ho neanche dato la pausa, scusatemi, ma ho usato questo quarto d'ora per frullarvi il cervello, però domande, vi lascio ovviamente sempre spazio a domande se ci sono. E il link per il test, giusto per il questionario, Caterina, vai, aspetta che lo metto. Domande, considerazioni? Impossibile parlare di questi argomenti senza parlare di filosofia. Quando parlate di blockchain, anche quando sentite parlare di blockchain, dei pericoli della blockchain, del valore che avranno i bitcoin, eccetera, molto spesso queste domande le si fa su cose che non conosciamo e non ce le facciamo su cose che conosciamo. Cioè, perché quando io do 10 euro, perché quando io do 10 euro a Caterina li accetta magari per una pizza. Dietro c'è tutta una tematica filosofica che sta alla base del denaro, ovvero c'è la credenza di Caterina che quei 10 euro poi potrà rispenderseli in un futuro e quindi avranno un futuro. Questo è valido sia per i bitcoin, cioè sia per le cripto che per gli altri valori, che per le altre valute, insomma. Quindi sarebbe bene rincollare il link, sì. Sarebbe bene appunto farsi queste domande. Cioè, è bene parlare di filosofia anche quando si parla di queste cose qua. Dato che anche il mondo del lavoro va in direzione di questi argomenti, non so come posso stare al passo, restare aggiornata perché non ho studiato informatica, ma in realtà non è fondamentale aver studiato informatica, neanch'io. Io ho studiato statistica e informatica, però per capire queste cose un informatico studia il codice, come programmare, eccetera. Per capire queste cose, le applicazioni, basta, insomma, l'importante è conoscerle. Quindi sì, non credere che sia una cosa così drammatica non aver studiato informatica, anzi, sono abbastanza convinto, però so di andare controcorrente, di dirti che in un futuro abbastanza prossimo saranno più importanti i filosofi che
i programmatori, perché in programmare probabilmente sarà automatizzato e invece i filosofi saranno meno sostituibili dalle macchine, però questa è una unpopular opinion, opinione non troppo popolare. Altre domande, considerazioni, ragazzi? C'è la possibilità di vedere la registrazione? Francesca ti chiede. Allora sì, come vi dicevo, è possibile appunto fare richiesta. Noi nei prossimi giorni elaboreremo appunto il recording di questo webinar e lo trasmetteremo al Comune di Conegliano. Dopo potete fare richiesta appunto al Comune di Conegliano per avere l'accesso alla registrazione. Mi piace molto la frase con cui hai concluso, Riccardo, quindi l'intelligenza umana comunque avrà sempre qualcosa di cui occuparsi e come dire, la fiducia va su quella, no? Quindi investiamo su questa cosa qua e diciamo facciamo in modo di ognuno fare il nostro. Bene, grazie per la collaborazione, anche per il feedback sul questionario che ci viene richiesto, come vi dicevo. Colgo l'occasione anche per promuovere, come ho scritto, il prossimo percorso di Social Innovation Lab che terrà Riccardo insieme a Gregorio appunto sui temi dell'innovazione sociale. È un bellissimo percorso che concludiamo oggi pomeriggio come prima edizione. Quindi adesso Riccardo va a ricaricare anche le batterie perché poi riprende alle 2 e ci sono ancora dei posti per la prossima edizione, quindi seguite il canale di Eventbrite dal quale avete dato prenotazione a questo evento e trovate appunto, ve lo avevo incollato anche prima, se volete ve lo incollo nuovamente, e trovate appunto le prossime iniziative. Ci sono anche le colazioni digitali, come vi dicevo, gli open workshop, quindi creeremo dei momenti appunto di confronto ancora, insomma, sui temi che interessano la trasformazione digitale e le sfide per le persone, per le imprese e per il territorio. Ecco qua. Comunque, botte da orbe oggi sulle cryptocurrency, visto, era anche abbastanza prevedibile, ma è stato un bel... beh, certo, purtroppo oddio, dipende, purtroppo se devi comprare per fortuna, se devi vendere purtroppo. Ah sì, beh, chiaro, certo. Se devi comprare non è purtroppo, certo. Esatto. Bene. Bene, grazie. Grazie ancora a tutti per la Vi partecipazione. ringrazio e a presto. Di nuovo, buona giornata. Grazie, buona giornata. Sì, Sara si può partecipare anche